di lavoro suonava con mano di bambino, è venuto in tour in Italia. Scusa, la mamma faceva la ballerina con mano però di bambino. Però ci avete preso in Italia. il papà è d'origine friulana. Seppur lui è nato in Francia da madre camerunense e poi naturalizzato. Questo era chiaro, il cognome italiano. No, la mamma è camerunense, il padre è friulano, lui è nato però in Francia. Quindi in una tournée francese, Castelletto, la mamma però lui è friulano. Lidl Chateau. No, Le Petit Chateau. Le Petit Chateau. Perché stanno il Castelletto, non Castelletto? Perché sai, in Friuli sì, lo potevamo provare. Che città della Francia, lì, se posso chiedere? Dove è nato in Francia? A Clamart. A Clamart. Io sapevo che era di Lourdes però la mamma. Di Lourdes, non sto scherzando. Adesso andiamo a vedere. Cioè che è come se si fossero trasferiti a Lourdes. Dice, ma fa che? Ragazzi, ma Lourdes è comunque una città. Che ci sta a Lourdes. No, ma Lourdes, cioè, uno pensa che Lourdes è solo il santuario, il pellegrinaggio. Però alla fine ci sono cose normali. Ci si vive. È vero? Ci si vive a Lourdes. Ci si vive pure. Dicono. Ci si vive. Tu in questo caso. Siamo a Ronno Cioffavrè, direi. Sì, che comunque ci può stare. La situazione adesso nel girone qual è? In questo momento il Camerun sale a 3 punti e quindi aggancia Brasile e Svizzera che poi si affronteranno quest'oggi nel pomeriggio a partire dalle 17. Tra l'altro oggi giornata lunghissima qui su Calcio Napoli 24 TV perché alle 14 live reaction della Corea del Sud con il Ghana. Dobbiamo capire quelle che sono le condizioni di Kim Min-jae, in conduzione poi ci sarà il nostro Ciro Novellino. Questa sera invece completiamo il triplete con Uruguay-Portogallo, quindi Mattias Olivera che affronta Cristiano Ronaldo. In conduzione ci sarò io, ospite anche Luca Cerchione con noi, quindi giornata pienissima sui nostri schermi. Non vi resta che quindi restare sintonizzati, non solo per sapere di più dei mondiali, così, ma anche per restare aggiornati con tutta quella che sarà l'informazione sul Napoli. Ad esempio, io tornerei un po' a parlare di Napoli, caro Riccardo Carapane, e chiederei a Adriano prima e poi a Diego, visto che Kvaratskhelia dovrebbe esserci, dovrebbe recuperare, corna facendo, le facciamo, comunque meglio non farsene mancare. Quanti punti servono a gennaio per dire il Napoli va avanti per lo scudetto? Ricordiamo le avversarie: Inter, Juventus, Sampdoria, Salernitana. Allora, chiaramente Inter e Juventus sembrano gli avversari, comunque non sembrano gli avversari più complicati, ma io tendo a non sottovalutare nessuno. Io direi che questo Napoli va per vincere tutte le gare, anche fuori casa, ha vinto già 2 scontri diretti, 2 se non 3 scontri diretti, scusami, quindi non ha paura, però un pareggio per esempio a Milano dopo il mondiale, insomma, tante cose non sarebbe da buttare, bisognerebbe cominciare a ragionare anche in questi termini secondo me, perché comunque è strategia, che sì, vai lì per giocartela, per vincere, hai tutte le possibilità per vincerla, però devi anche imparare a gestire un po' le gare. Diego, devi riuscire a dare una risposta altrettanto argomentata. Lo so, però il numero di punti non te lo so dire, però il Napoli deve cercare di chiaramente di tenere la distanza. Stiamo andando dietro al bar. Al bar una cosa è rimasta là. Stiamo andando dietro al bar. Possiamo anche inquadrare il tutto, regista, non ti preoccupare, guarda. Possiamo senza fare sponsor così, perché comunque io ti stavo cercando. In realtà volevo vedere se stavi su Tinder. Io proprio, al massimo col tuo profilo posso starci su Tinder, quindi fai il bravo, sì? Signori, stiamo scherzando. Dicendo Tinder si è già comportato bene, potevo dire qualcosa. Avrebbe potuto fare molto di peggio. Lo sa. Voleva un amico. Vuoi un po' d'acqua? No, grazie, io la prendo da solo. Giustamente che voglio barista. Un po' d'acqua pure tu. A Diego. Grazie. Allora, adesso, visto che hai ricevuto anche un altro... aspetta, mo sto bevendo, non posso... pure a me, dai. Vorrei che provassi ad argomentare, Diego, anche tu una risposta. Ma guarda, sai qual è la cosa? Altrettanto ricca di significato. No, sai qual è la cosa brutta? Che... Tinder oppure... No. Su Tinder mi preparo. Su Tinder dopo però, su Tinder dopo. Okay. Voglio chiedere a Diego Laurenti se ha mai avuto Tinder. Ah, ok. No, io non ho mai avuto Tinder. Mai avuto Tinder. Adriano? No, ragazzi, io sono sposato, no. Vabbè, allora c'è calato un silenzio. Lasciamo, perché a un certo punto nessuno ha più Tinder. Poteva partire e che fa da lontano? Invece siamo stati... Che fa? Invece no. Ragazzi, dovete sapere, quando... Allora, a parte essere sposati come me, io ho anche 2 figli, no? Cominciano a crescere, tu devi sempre pensare, se sei sul social, ma a parte noi siamo dei professionisti, insomma,
quindi bisogna Parlate sempre per voi, sempre avere, no, ma parlate pure per io- voi, avere perché sempre un io... certo, non decoro, una certa attenzione. Tu a volte sai, ho l'incubo di qua, vado su una piattaforma, su una cosa e tipo mi becca mio figlio, che ne so, hai capito? Se ci pensi, no? Però Perché avrebbe uno svolto sai cos'è? divertente pure. Assolutamente sì, perché noi tendiamo, noi soprattutto maschietti, Però questo poi per di esempio questo è un grande ambiente problema, nostro, hai ragione, sai? perché No, noi tendiamo cioè, a pensare i di avere figli- 15 anni, io, cioè nella mia testa sono sempre ragazzino, no? Anche perché comunque vedi, usiamo i social, cioè siamo persone che sono al passo coi tempi, e però poi dici, guarda, faccio una cosa del genere, vedi che figura fai? Cioè, capito? Ma Non voi fa siete funzione. pro o contro a questi tipi di tecnologia? Perché I social? sì, no, in generale, mo nella fattispecie stiamo parlando di Tinder, quindi parliamo proprio di rapporti umani che si creano sul virtuale, no? Ok. C'è chi demonizza questa cosa, quando in realtà, anzi, dico dopo la mia, voglio sapere voi che cosa ne pensate. Bah, allora, parto io a questo punto? Vada, Beh, sì, vai tu, vai. vada. Sì, vado io, mi prendo io la responsabilità, tanto non ho figli, non ho compagni, non ho qualsiasi cosa dica. Ce l'hai Tinder? No. Ecco, però- non c'ho Tinder, quindi. Non c'ho Tinder, però secondo me è molto complicato. Perché in teoria ti direi come si fa a rendere reale qualcosa che non lo è. Però ci sono delle eccezioni empiriche. Conosco, capito, gente che si è conosciuta online, Sì, o che fosse dito un'altra cosa, e che poi magari ha avuto anche una prosecuzione Assolutamente sì. nella vita. Quindi, però se dovessi partire così, a bocce ferme, direi, ma com'è possibile che poi qualcosa di così casuale possa davvero Se avere... ci pensi, nemmeno il tempo Guarda. esiste e noi l'abbiamo reso concreto, tra In che virgolette. senso? Cioè adesso non siamo al 35esimo del primo tempo. Già siamo al 35esimo e qualcosa. È qualcosa, Infatti, c'è quel qualcosa che non hai detto, è c'era un come- qualcosa che mancava, È no? come il fatto di decrescenza, no? Hai portato pure tu la già- cultura, già è andato però. via tutto. Che cosa? Hai portato pure tu la cultura. Guarda, L'avevi solo nascosta c'avevo un 150 grammi da giocarmi e... dagli anni sottili. Comunque parlando di social, io dico è un mezzo, nel senso è come il coltello, ci puoi tagliare il pane e poi dare una coltellata. Tutto Certo. sta come lo usi. Io per esempio sono uno che usa ancora i social, sì, tra virgolette, per lavoro, ma in realtà più per piacere personale, per legare con persone all'inizio che non vedevi, sai, i compagni di scuola, così. Io ancora, per esempio, ho tante richieste di amicizie inevase, perché la gente non la conosco, poi magari sono tifosi che mi seguono, mi dispiace anche, però io sono ancora restio. Certo. E quando poi conosco qualcuno sui social, in tutti questi anni, questa decina d'anni ormai, ma sapete, tra l'altro ho creato tantissime amicizie vere. Anche io, verissime, stessa cosa, esatto. Tramite i social, ma veramente tantissime, tantissime. Sia con colleghi che con persone, insomma, al di fuori del nostro ambiente, e quindi li trovo positivi. Però vedo anche delle degenerazioni, a volte pure in persone, insomma, grandicelle, colleghi, che a un certo punto sono completamente distaccati dalla realtà. Sì, questo è vero. Cioè, come si inventano una vita nei social. Però è una... Che è una tragedia, una cosa triste. Questa forma di non equilibrio in realtà è solamente la trasposizione poi della vita vera, perché è come dire l'amico fissato con, la butto giusto lì, con il calcio che non scende di casa perché dalla mattina alla sera vuole vedere la partita, è un eccesso che chiaramente crea rompe un equilibrio, e la stessa cosa la si trova sui social, anche con magari persone di una certa età che infastidiscono ragazze giovani, se ci fate caso, lo sì, stesso catcalling che trovate per strada quando insomma la persona fischia Sì, la sì, ragazza sì, e cose si, simili. si trasferisce nel Quindi digitale, esatto, insomma. esatto, è solo una trasposizione. Però ecco, la cosa che trovo triste è soprattutto, a volte si diceva le donne, no? Sai che usano i filtri, le cose. Lì a me ancora dico, ok. Posso fare una capisco. domanda? Però i Proprio maschi vera. mi fa impressione Cioè, questa proprio- cosa. A partire da Riccardo Catapano. Più che Riccardo, altro state appassionando molto i nostri telespettatori. Invece vorrebbero sapere di Mario più di- ci ti scrive a voi, Enrico. OnlyFans avete anche voi l'account Gold oppure... che ne ce l'avete? No, però c'è qualcuno mi suggerisce di farlo. Io ho il periodo di prova gratuito. No, io non ho mai... Se volete mai. ve lo regalo. Però c'è un
più amici mi dicono, dato che ho 47 e mezzo Ma di piedi, aspe- se metti i 2 piedi su... Cioè, ma- non come Capito? utente, ma come produttore di contenuti. Capito? Poi Cioè, 47 e mezzo si vende pure caro, che comunque capito? ti dice un 41, lo Io vendi a queste 6 dinamiche euro. non L'offerta le- del Black queste Friday dinamiche- c'è stata? Non lo so, chiedo. Lo sai che non lo so, io queste dinamiche non le conosco, però mi dicono, ma perché ci metti sti piedi su Oliva? No, non lo so, mi dite voi, siete più giovani, non ho idea. Riccardo Català, cosa ne pensi dell'armocromia? Ma che cavolo, non so neanche che cavolo sia. Io Me lo sono spiego. Ma- Tu lo Beh, sai no, che cos'è? sì, Veramente, assolutamente. Tu lo sai che cos'è? Sì. siamo in fascia assolutamente sì. protetta, Io ricordatelo sempre. guardo anche queste bandiere e dico, non siamo Il armocromici. sarebbe il colore che ti sta bene, ti puoi Praticamente c'è vestire in qualcuno, base... Riccardo, che tu magari vai lì e lo paghi, ed è una cosa anche forse abbastanza importante. Io non come pago cosa. nessuno. Dal Tipo i punto di vista wedding economico. planner è diventato, penso. Come se tu andassi dal dottore, oppure che ne so, Sì. dal dentista, ecco il dentista, le cifre sono quelle, e dici, dottore, ma con quali colori io sto bene? E lui ti dice, tu puoi In base vestire al col tuo rosso, incarnato. col marrone, col verde, così, e tu paghi per andare da qualcuno che ti dice con quali colori stai bene. Tu Però la cosa bella è che te lo... Assolutamente Tra no. l'altro, ragazzi, c'è stata, ti dico una cosa, una citazione in uno spot Ma chi televisivo devo ora, non dico la marca d'auto, che gioca su questa cosa. Dice, anziché, come si chiama, armocromia, dice tipo autocromia. Il colore dell'auto arancio, come i capelli, come una cosa, cioè, hanno giocato su sta cosa. Perché sta diventata ci effettivamente andresti? una cosa. No, assolutamente no. No, che poi la cosa bella Io è lo che... so cosa i colori che mi stanno bene, quelli no, È ma che no. la... È senza Io studiare. sempre blu, Cioè, no? idem, Poi con le sempre. bravo. Sempre Cioè, quando blu. sto diciamo, Classico. esatto, tra Senza virgolette, studiare, elegante, come l'hai saputo? col Come blu. l'hai scoperto? Perché mi Un vedevo talento. in fotografia. Hai mai pensato di fare tu lezioni di Una volta armocromia? sono andato in onda con un maglione senape, l'ha gittata. Non l'ho mai più messo, proprio l'ho regalato, cioè proprio perché mi sono Perché reso si è conto visto in che video e non era un colore, armocromico. cioè una cosa. Dico, No, tra le altre cose, no, io non ci credo, anche perché, insomma... non ci credo, ma che è No, è perché... una dottrina. No, perché secondo me la bellezza, veramente al di là la bellezza è estremamente soggettiva, sta negli occhi di chi la guarda, insomma, tutte cose, cagata, va, però... Diciamolo, tanto... No, però la cosa che ha fatto scoppiare l'armocromia come quasi come culto, perché ci sono delle donne che Sì, no, l'ha preso sulle donne, no, oddio, chiaramente. dobbiamo dobbiamo deve diventare essere- armocromiche. dobbiamo essere armocromiche. E che ti fanno questa prova con la fotocamera messa a selfie. Dove quindi tu ti guardi e dici guarda come cambia il tuo viso, guarda come cambia il colore del tuo viso. In realtà è un bilanciamento del bianco che Bravissimo. trova dei diversi colori all'interno Bravissimo. e che quindi in automatico va a livellare l'immagine. Quindi chiaramente c'è Certo, una follia. voglio- Cioè il bilanciamento Magari del c'è anche- bianco fatto passare come un fatto Come che stai bene. armocromia, cioè, ma devi essere Vanna Marchi per fare una cosa del genere, Sì, o no? devi essere Vanna Marchi per fare una roba del Assolutamente genere. sì. Però insomma ci sono saluto. queste tendenze che veramente che Però arrivano bene proprio se dai hanno questa social. fantasia di inventarsi queste cose. Io a volte sono a letto, guardo il Geni. soffitto e dico mi devo Geni. fare un'idea, Per fare devo una cosa svoltare, devo svoltare. È vero, è vero, Invece è niente, vero. vedi? E invece poi bastava l'armocromia. Esatto. Sì, dici, che cosa fai nella vita? L'armocromatografo. Ma io volevo fare una domanda ad Adriano. Adriano, però sincero. Sì, vai. Ma ci andrai in Turchia? No, mi ero proposto in verità, nel senso avevo dato la disponibilità, però penso di no, insomma, ma anche perché non ci sarà granché da fare così sembra. Secondo te dovrebbe andare, Diego? Ma scusami, per quale motivo? Non per farmi il trapianto. Ah, ok, no, perché Io no, detesto no. i capelli, no. No, scusatemi, io pensavo che era una cosa vostra di cui già stavate parlando. Prima, sì, che vi eravate organizzati? vi eravate organizzati. Quando vogliamo andare in Turchia? Ma io ci messo a fare un giro a Turchia, perché secondo me si sta... A me piace molto, il problema è no, se mi ci mandano, se mi pagano. No, ma scusate, mandatelo, perché non la mannava? Facciamo l'inviato. vogliamo fare un OnlyFans per Un crowdfunding, no? Mandiamo, Un facciamo crowdfunding. le foto dei piedi in Turchia. le foto dei piedi in Si Turchia. vendono di più, piedi in Nei trasferta. bagni turchi. Che scena terribile. Sudati, vabbè, non stavo No, dando devi sapere che il Napoli, Diego, andrà in quello Turchia. ritiro? Sì. È stato definito ritiro, poi in realtà non è ritiro, poi sono delle una amichevoli. tournée, non si capisce. Va a fare una passeggiata, chiamiamola così. in Turchia. Napoli tra qualche tempo andrà a fare una passeggiata in Turchia, andrà a fare qualche amichevole, giocherà contro Emiliano Viviano, che gioca con il Fatih Karagümrük. Ah, Solo tu Che è che una sei squadra? Immagino uno che- bravo con le lingue, riesci a dire così bene. È la squadra allenata da Io so Andrea Pirlo.
Ah, sì. Adesso hai capito, no? Guarda, L'hanno così mandato- potevi io dirlo ero prima. io ero rimasto a Pirlo con giocare, cioè vedi un po' come sto Poi che fa la arretrato. pubblicità dei mondiali, si toglie la maglia e corre sulla spiaggia. No, non so se avete visto. mo fa Sul l'allenatore, ci sono anche Borini, Ricci con lui, faranno un amichevole con il Napoli. E... Guardate che panza che mi fa sta telecamera, ma noi non la mettere più. Non la fare Pure una mai più. faccia tanto, La pure. vogliamo far rivedere un attimo? Guarda qua, una panza tanto. Brutta Fai così, cosa, prova a ma metti la non gamba lo su fa. così. Guarda. È una cosa... Beh, però vi posso dire, sembra. Sembra, Cioè, nel ma senso non che è. Quadratura. Sembra, ma non lo è. L'obiettivo sai allarga. Diciamo sui così, lati, bravo. diciamo così. Comunque farà questo periodo in Turchia, durante il quale poi farà anche qualche allenamento. E vogliamo far vedere anche quella foto di Spalletti che va in Turchia. Certamente. Ce l'abbiamo già pronta? Vabbè, poi ci abbiamo anche chiaramente la Secondo foto. me si divertono loro, quando vanno a fare sti ritiri, ste cose. Ma Insomma, io Secondo me sì. Secondo me sì. Io Forse qualche è più storia, questo, allora, io forse. qualche storia in ritiro di calciatori che si sono divertiti l'ho sentita. Ok. dici tra di loro o cose extra di tiro? Ma tu stai parlando Noi all'uomo abbiamo- o al ministro di Dio? Sembra quella frase Abbiamo di- il prima e dopo di Spalletti. in Abbiamo un Turchia. prima e dopo di Spalletti in Turchia, vediamo. Ringraziamo come sempre gli amici di Napoli VHS. Giustamente. Ecco il prima e poi c'è il dopo di Mister Luciano in Turchia. Sotto somiglia a Lello Musella. Un saluto. Lello, Salutiamo, veramente. abbraccio grande a Lello Musella. Tanto si prega. È il vero, Camerun, c'è chi i dà. tifosi del Sì, Camerun sì. pregano. Il risultato è storico. Il Camerun ha già fatto un exploit ai mondiali del 90, però è passato un bel po' di tempo, quindi magari vorrebbero Sono riuscire. passati 20 anni che dicevi tu prima. Attenzione, tanto Nazionale. 6 minuti di recupero e punizione molto pericolosa per quanto Così riguarda pochi? la Come la mai 6 minuti di recupero soltanto? Ma sai, io ho notato una cosa, che a volte nel primo tempo ne danno pochissimi se non zero. Ed poi- ecco il pareggio gol! della Serbia. Pavlovic. Sembra vedi le FIFA. preghiere. Non so se voi giocate a FIFA, al 45esimo si prende sempre gol. Non so se vi... Io ho smesso un paio di anni fa troppa rabbia per giocare a FIFA. Troppi FIFA- joystick al FIFA decimo 45 joystick. se prendi un troppi tiro e joystick gol. distrutti, Giochi a quindi FIFA. I basta, soliti bug, basta. no. Sì, è così, al 45 non devi permettere, è così, sembra incredibile. Purtroppo la preghiera dello sciamano camerunense non ha portato Questi sono un po' effetti. distratti. Ce lo cioè, racconti, proprio impalati. per favore, Riccardo. Calcio di punizione alla tre quarti battuto da Tadic con Pavlovic che svetta più in alto di tutti, un colpo di testa non fortissimo però angolato che scavalca il portiere del Camerun e si insacca quindi per il pareggio della Serbia al 46esimo del primo tempo 1-1 tra Camerun e Serbia. Non ce Adesso lo lo siamo- fanno anche rivedere. Guarda, no, una cosa bella però dei mondiali che mi piace è che sulle maglie che stacco di testa, sembrava quasi Marco Baroni. Tra l'altro lo marcava Anghissà, Lo marcava proprio Frank se l'è Zambo perso proprio Perso Anghissà. male. Sì, Sì. mi sa che pure lui vuole tornare, ragazzi. Ben venga. A questo punto. Bravo Mi sa Frank. che anche facci lo la stesso Frank cortesia. Zambo Anghissà vorrebbe tornare, insomma, È un bel anticipare autogol, la chiusura. adesso autogol 2-1 Serbia. Là diventa da Comunque ci ufficio, sono- là è ufficio indagini poi. Allora, due cose voglio dire. Allora, prima sulle magliette, se non mi dimentico, non peraltro. Sulle magliette su ogni partita c'hanno chiaramente il nome della partita, insomma, qual è l'avversario. Alcuni, come ora la Serbia, hanno anche la bandiera della squadra avversaria, bellissimo. Sì. Ci sono le due bandiere, altri hanno soltanto scritto la partita. Quindi questa cosa è molto, molto carina. A parte ho trovato le maglie quasi tutte bellissime quest'anno ai mondiali, ho fatto un grandissimo lavoro e anche quello importante. E poi questione dei tifosi, si dice ma i tifosi finti, i tifosi... che poi è sempre così che ci sono un po' di tifosi, come dire, un po' di clac. Vabbè, però in questi casi forse sei però un po' qua esagerato, però dai. no, se tu vedi gli spalti, c'è un sacco, gli argentini è pieno zeppo di argentini. Ora i camerunesi, ho visto pure i Corea del Sud, cioè c'è un sacco di gente che comunque c'è andata. Non so come, perché tu pensa tu andate a vedere i mondiali. Ah, c'erano i Fuse Gamer l'altro giorno. tra Sì, è l'altro, diciamo degli italiani. Però c'è tanta gente che è andata a vedere questi mondiali, quindi sai, quella cosa di finzione c'è sempre, ma c'era pure in Sudafrica, ce la ricordo sempre. Però c'è tanta gente pure del posto che si va a vedere magari le partite. Ora la e tifa Serbia è per una squadra. pericolosa, attenzione qui con Milinkovic dal limite, cioè mamma mia. 2-1 Serbia, No, non ci Sergej credo. Milinkovic No, Savic ma si sono in due, spenti. in 2 minuti successo? Harakiri Camerun, non so come si dice in camerunense Harakiri, vantaggio Serbia, quindi quando siamo al 48esimo, prima Bug di Pavlovic, FIFA. poi Sergej Milinkovic Savic dal limite di sinistro. Vedi quanti serbi ci sono? Sì, moltissimi tra l'altro, e quindi Serbia in vantaggio.
Non che ci dispiaccia, ripeto, Ma quindi per qua quanto riguarda facciamo il Anghissà. tifo per la Serbia. Assolutamente. Qua. Io francamente sì, perché Per Anghissà... come si sta mettendo a questo punto, Sì, non perché... farlo tornare. No, sai com'è? Comunque il centrocampo del Napoli è credo sia la zona di campo un po' più colpita da questi mondiali, via Zielinski, via Anghissà, quindi se uno dei due torna un pochino prima, male non fa. Altro errore Ma proprio di è Frank, sempre tra lui, l'altro. sì. Ancora Frank. Altro errore di Anghissà, vuole tornare, che vuole perde tornare. palla, poi non riesce... Ah, si è fermato proprio, dai, qui si è fermato. Vuole tornare. Vuole tornare. Vuole tornare. Torna a sta casa, aspetta a te, caro. Vuole Frank. tornare in Italia, Frank Anghissà. Paola Saulino, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti innanzitutto. Stai, Paola? Bene, bene, abbastanza bene. Sto ancora col caffè in mano, però insomma credo di ma pure- essere... A noi non è arrivato. A noi non arriva, Paolo, secondo me è arrivato a te il nostro. Fa che È arrivato a te. Stanno no? dicendo qui in studio che il nostro è arrivato a te. Stiamo Ah, ancora è strano, aspettando. io sono a Dubai, quindi evidentemente hanno fatto una bella strada per venire da me. Hai deciso di seguire i mondiali del Qatar da Dubai, comunque sei un po' più vicina, il clima è No, no, similare. allora, no, il clima qua si sta bene, fa un sacco di caldo. Io di solito sono 2 anni che passo parte dell'anno qui a Dubai, quindi diciamo non era una novità. Ho preso pure casa, quindi è abbastanza semplice per me, insomma, seguire i mondiali anche con la televisione italiana. Però un paio di partite andrò in Qatar a guardarle, quindi mi farebbe piacere proprio, mi sto organizzando. Cosa ne pensi dei calciatori del Napoli finora in questo mondiale? Anghissà, ti dico, oggi sembra quasi che voglia tornarsene prima. Ha fatto fare un gol a No, sai che Pavlovic, questa ha perso cosa- il... Sì, questa cosa di tornare prima. Ieri, per esempio, mi veniva in mente, è un ex Napoli, Mertens. Non so se mi sentite, se c'è un rimbombo. Posso Sì, sì, fare ti qualcosa? sentiamo perfetto. perfettamente. Non so se tu hai un rimbombo, noi arriva perfettamente il segnale. Perfetto. C'era Mertens che quando è stato intervistato, mamma mia, voglia di giocare per il Belgio, saltami addosso. Sto Belgio proprio demotivato, i ragazzi che non si firano proprio di fare niente. De Bruyne addirittura che esordisce e dice no, siamo troppo vecchi per vincere, cioè si sono proprio buttati proprio giù. E quindi ci stanno dei calciatori delle nazionali che effettivamente vivono un po' un demoralame, chiamiamolo così, lo sapete, io invento le parole. Sì, diciamo il suffisso iname che Con è Ame io mi ricordavo è altro che abbastanza dicevi. ricorrente. Adriano Pastore ricordava altro. Quale? Lo posso dire? Sì, Pucchiacame. Diceva lei. L'ha letto sulla Treccani, ha detto No, Pucchiacame. ormai è, No, sì, ma la verità è... è che È entrato la sulla verità è Treccani. che non capisco perché uno debba rivestire poi di cortine di ruvidezza o per forza di sporcizia delle parole meravigliose. Pucchiacame, tra l'altro, è una cosa Brava, va. bellissima, è un concetto e oltretutto è onomatopeico, l'ha detto anche Benigni, credo, su un palco importante, forse come Sì, quello sì, di era Sanremo. Carramba. Di Carramba toccando il Pucchiacame alla Carrà, cioè cerchiamo di rendere un po' più poetiche delle cose quanto che dire fanno alla parte Carrà? naturalmente della nostra vita, così come il calcio, così la sessualità, così il divertimento, insomma è importante normalizzare certe cose. A proposito, ma là la situazione com'è, Paola? Cioè, Allora, No, sto la- scherzando. Vai, però dici. I No, dico diritti in umani. termini di bellezza femminile, come sono le donne lì dove sei in questo momento? Ma io sono alta 162 centimetri, sono napoletana e sono anche piuttosto sfacciata, quindi diciamo non mi sposo molto con le politiche di assecondame delle donne che vengono qui, che sono magari veramente bellissime, ma hanno altri obiettivi. Ecco, io sono una donna molto indisponente, se fai qualcosa che non mi piace non è detto che non ti possa sputare in occhio, quindi sono molto lontana dalle culture russe, sono molto lontana da certi atteggiamenti e comunque dalla cultura e dalla religione che non mi sono di appartenenza, quindi non mi sono proprio e non mi sono proprio mai pensata di avvicinare a persone locali, eccetera. Per quanto riguarda la faccenda dei mondiali in posti dove la donna non è abbastanza valutata in termini di diritti fondamentali, ovviamente è inutile dirti che prendo le posizioni della libertà come giusto che sia e come un buon pensare di un essere umano dovrebbe agire. Però ecco, credo che tu lì ci possa dare una visione completa, cioè
siamo ancora in una fase storica nella quale la donna è costretta a sottostare a insomma, a un certo tipo di mentalità, o lì anche in quelle zone siamo un po' in un nuovo corso? Ma Dubai nella fattispecie è un po' occidentale, Ok. come ecco, cioè non sono gli altri Emirati, insomma, non è neanche il Qatar. Dubai è molto occidentale, quindi la situazione è diversa. Credo che anche i local, di solito le persone, gli italiani, gli europei che vivono a Dubai hanno poco a che fare con i local fanno vita privata, è un'altra cultura, un'altra mentalità. Quindi credo che Dubai sia occidentalizzata, non ci stiano grossissimi problemi. Poi ovviamente le donne di qua hanno una determinata religione, una determinata cultura, siamo ben lontani da toglierci il velo, siamo ben lontani da un atteggiamento di una donna europea, ma non credo che ci sarà facilmente, mai. Vabbè, ma anche cultura. Adriano, hai l'opportunità di fare una domanda Sì, a Paola Saulini. io non credo nell'integrazione, tra l'altro. Posso farti una domanda, Paola, tu vivi lì? Dicevo, io a volte penso che sia Io non anche... vivo qua, io vivo anche in Vabbè, Europa. ci stai ma molto, però passo dico, parte ci del stai tempo molto, qua, sì. cioè ci stai molto tempo, beh, dicevi prima, parte dell'anno. Dicevo, effettivamente per me penso sia cultura, nel senso che sicuramente i diritti sono importanti, però un certo modo di vestirsi, è chiaro, non il burka dove Dici che lo vogliono loro? Sì, nei popoli arabi sì, Però lo vogliono assolutamente sì, loro perché conosco sono anche cresciute ragazzi- così. Imposto, perché sì, esatto. no, ma è un fatto di cultura, è come dire a te che ti devi vestire in tutt'altro modo, insomma. Quindi poi ognuno ha i suoi tempi, secondo me, per arrivare magari a quello che è Io non l'Occidente, ma escludo non è che alle sempre donne bene. Tu stia pensi molto che bene sia così. così? Per me non è Ma io non sempre escludo benissimo che qui forzare le altre culture. Vai Paola. No, ma infatti io non credo nell'integrazione, ragazzi. È giusto, abbiamo per esempio un Kvara, no? Che è a casa Napoli. Ma è normale che le culture sono differenti, è impossibile matchare. Io per esempio a 32 anni sono arrivata alla consapevolezza che eventualmente con un compagno io voglio parlare in italiano, vorrei un italiano o almeno un naturalizzato italiano, perché una cultura troppo differente che vuole la donna col velo o che tua mamma è musulmana radicale, come si dice, insomma, vecchio stampo, tradizionalista, non può matchare con la mia visione della vita, che ha anche grandissimi messaggi valoriali di libertà femminile, di libertà sessuale, che sono cose importantissime, ma che non importantissime, che secondo me vale la pena lottare per queste cose, ma che non matchano con altre culture. E la verità è che io non posso mai, sono italiana, sono napoletana e non potrei mai essere musulmana, non sono americana, cioè ragazzi. Ma a volte stesso tra regione e regione non ci si trova, a volte no? Tipo noi napoletani magari con ne so, un Veneto, hai comunque, per quanto siamo uguali, insomma abbiamo lo stesso tipo di cultura, però ci sono usanze diverse, no? Magari non ti trovi sul Io modo di credo che è Storicamente siamo diversi, meraviglioso anche proprio come assolutamente, aggregazione nazionale, noi assolutamente. discendiamo, Cioè, si dice diciamo, moglie e boi dei paesi tuoi, nel sì, senso... sì. aprirsi alla diversità è tutto, poi condividere scusa, posso dire una cosa, Paola? Faccio un esempio proprio personale, no? Sì. Faccio un esempio personale, Napoli per Napoli, i miei genitori, mia madre della sanità, mio padre del Vomero. Già Vomero e Arenella. Ragazzi, ma Vabbè, a volte dai. quando litigavano, cioè quando litigavano Strada si è strada, dicevano praticamente. no, C'è una linea di confine, no, c'era- Berlino bravo, Est, Berlino esatto, Ovest, ok, praticamente. noi ci Vabbè, illudiamo, vai, capito, le di questa sto cosa, imparando adesso, come va diceva bene. Paola, ci illudiamo forse di poter essere così super liberi, no? Però a volte anche all'interno della stessa città ci sono modi di vivere diversi da quartiere a quartiere. Sì, vabbè, E chiaramente quello che hai portato tu è anche un esempio ironico che fa. esatto, sì, è chiaro, dico, quando litigavano si dicevano delle cose, io mi ricordo Tu sì, perché tu sì, perché tu sì, dov'è? cioè, capì, bravo, tu pensa con un'altra cultura. Nazionalità differenti, è chiaro, però è bello prendersi la diversità di ogni cultura. Poi chiaramente se tu ti devi mettere in casa un musulmano, io ho conosciuto tanti ragazzi anche in Italia che giocano in Serie A che sono musulmani, raga, non c'è una reale, un Tetris, non c'è, pure- perché Pure per ragazzi, esempio se il Paola, pure i ragazzi ragazzi- del Napoli, per esempio, pure i ragazzi del Napoli hanno avuto questa sensazione. Calciatori, ex calciatori no. del Napoli che avessero questa No, sensazione. ex calciatori del Napoli, sì, sì.
Sì, effettivamente mi viene in mente uno, ex calciatore del Napoli. Sì, è vero, perché d'altronde, cioè, se viene il papà a trovarlo e vuole andare a pregare alle 5 di mattina, ma tu che relazione fai con questo? Che ti E metti tu in magari casa invece e- volevi che stesse assieme a te in quel momento. Ah, insomma, io non voglio nulla, però sono culture differenti, ragazzi, ma è Guarda, giustamente è bello, io penso, però non è penso facile, la verità è che questa. L'importante penso secondo me che lo è Cioè, scriveva la anche un diversità è nostro... bella, ma non è facile, come dici Sì, Paola, no, più che altro secondo me matcharla. anche un nostro telespettatore ha detto una cosa giusta. Difficile matchare, come diceva Paola, la diversità. L'importante è non trascendere nell'obbligo del cambiamento, perché chi siamo Esatto. noi occidentali per andare da un orientale A dire stai sbagliando, abbiamo ragione. No, un po' come il discorso, diciamo, delle religioni, ci vuole comunque un rispetto culturale reciproco. Pensiamo ai giapponesi visto che quanta cultura ora è sono uscita giorni pure mo. che dicono Sì, sì, puliscono lo Pensate alla stadio, no? bellezza È di la loro questi cultura. giapponesi, ragazzi, ma Non come puoi obbligare noi a fare pensiamo la stessa mai cosa, di è diverso. poterci paragonare a un giapponese? Cioè, il Esatto. giapponese Ma pure a che ora livello... Paola, pure a quei Dove livelli... andare a parare? A che livello dici? Fisico? dai, no, Vabbè, no, non lo so. loro la media, Scusa, la abbiamo media, ragazzi, centesimi questa di è- media. Prima abbiamo il detto che guarda eravamo dell'Asia- centesimi, ma vorrei che Paola ci risollevasse un po' il morale. Non è che siamo proprio da buttare Con noi i italiani. giapponesi, e perché che ne sa i giapponesini? Mo? No, io dicevo gli italiani. Come... Ah, gli italiani? Eh. Non lo so, ragazzi, siete voi dotati di quella cosa da misurare. Io no, misuratevela voi e fate una media, Facciamo tra sapere. di voi. Tra di voi, scrivimi, sì, dai, per favore. Ma invece del Napoli oggi con chi matcheresti, Paola? Scusami? Del Napoli oggi con chi vorresti matchare? Con chi matcheresti, anzi? Ah, io sono una persona molto emotiva, mi lascio prendere da certe cose ed è che sono energie, sono passione. A me piace moltissimo Kvara, è molto giovane, credo che abbia più di 10 anni meno di me, ma a me piace, mi è sempre piaciuto il bravo ragazzo, fila di lato, per bene, a me Zanetti Sì, per ma non ti esempio. sistemare i capelli tu. Vabbè, ci stava, dai. Proprio Primo, perché era un proprio, non bravo c'è l'età, non si maglione, capiva. Capitan Zanetti. Non mi è mai piaciuto il burbero, il super tatuato, il grezzone, lo stronzo, non mi è mai piaciuto. Quindi a me piacciono i bravi ragazzi. Un bravo ragazzo può essere Kim, ma proprio, devo dire, l'orientale non, è un po' lontano da quello che mi piace. Però è un bravo ragazzo e soprattutto è un grandissimo difensore e non fa rimpiangere in nessun modo Koulibaly, per quanto mi riguarda. Lo trovo molto presente, lo trovo molto lucido. Tra l'altro protagonista anche lui al mondiale, la Corea del Sud aveva ben 5 Kim nell'area difensiva. È Sì, stato quando li chiamava il mister era un po' un casino. Dico, cosa chiederesti tu a Paola Saulini? Tra l'altro derby aspetta. interno, perché la Corea del Sud se l'è vista con l'Uruguay di Oliveira. Sì, l'abbiamo raccontato proprio qui. Abbiamo una domanda da parte di Diego Laurenti per Paola Saulini. Paola, hai visto che bravo ragazzo che sono? Hai visto che Guarda cazzo? guarda qua che faccio da bravo ragazzo. Cioè, a me nel mio palazzo mon per tu quanto, pensa? Quindi sei un ragazzo di fama condominiale, possiamo Esattamente, è solo 4 piani il palazzo, nemmeno chissà quanto alto. dire. Vabbè, pensa che se stavi a Dubai, insomma, avevi una fama condominiale di un palazzo di 78-79 piani. Valuterò quindi, il trasferimento, Paola. A questo punto. Sì, magari butti la spazzatura, queste cose qua. Sei umile. Sì, A me io piacciono sì, sono molto proprio il i tipo che gli piace andare a buttare la spazzatura, Portare il cane. portare il cane, la spazzatura, no, il cane no, la spazzatura, il cane in generale. Beh, sono proprio così, sono proprio un bravo ragazzo. proprio. Meno male, vabbè, buono a sapersi. A me Chi piacciono vince i i gatti. mondiali, Paola? Allora, io penso che in finale arriveranno Brasile e Francia. Perché sono le più forti, insomma, hanno delle risorse. Allora, sia il gioco amalgama bene, questo dobbiamo dirlo, per esempio. La grande amalgama. La grande amalgama, insomma, cioè è ben organizzato, ben strutturato, sia la Francia che ovviamente il Brasile. E in più anche le singole risorse hanno pesi specifici importantissimi, quindi l'allenatore, è facile stare nei panni dell'allenatore della Francia o del Brasile che in qualche modo hanno a disposizione veramente una varietà importante, cioè hanno delle panchine enormi, non finiscono più. Ogni nazionale francese e brasiliana sono 2 nazionali in uno.
L'altra volta dissi per esempio un Bremer, che è un giocatore fondamentale per la Serie A, per esempio non gioca nella nazionale brasiliana o comunque non è titolare. Questo significa quanto la singola risorsa nel proprio campionato di appartenenza può essere Gesù Bambino e poi nella nazionale invece non rientrare nel progetto di un allenatore. Lo stesso Phil Foden, per esempio, importantissimo per il City, non rientra nel progetto Southgate. Quindi diciamo quello che succede nel nostro campionato o comunque nei vari campionati non è detto che si ripropone esattamente per la nazionale. Paola, invece lo scudetto chi lo vince? Guarda, io sono innamorata, quindi per me un Napoli potesse vincere un triplete, quindi sono innamorata, sono molto fiduciosa. E il Napoli potrebbe farcela, non dobbiamo perdere lucidità, credo che abbiamo tutte le carte in regola. Non so se l'hai già fatto qualche fioretto, qualche promessa, se il Napoli vince lo scudetto. No, non l'ho fatto ancora, un po' per scaramanzia, perché secondo me dovevano passare almeno i mondiali, voglio vedere anche come reagiamo dopo questo stop inedito, però mi piacerebbe fare qualcosa di bello per celebrare questa vittoria. Uno spettacolo, non so, Sarebbe qualcosa bello, per i tifosi del Napoli. Maradona e fare un discorso, voglio dire, di motivazione, di liberazione. Ma anche una chiacchierata con Paola Saulino, sai, che lei racconta, insomma. Ma magari pensiamo a vincerlo, sì, poi ma di bene è anche arrivano bello. quante ne È un vuoi. gesto, capito, scaramantico, capito? Che tu lo dici prima, Sì. in modo che Magari poi... non diciamo il gesto, però in occasione Prometti eventualmente, qualcosa. cioè, pensavamo a vincerlo questo scudetto, poi ci possiamo inventare Questa è la qualunque. prima cosa, però sicuramente è importante anche ricordare che ci possono essere tra la trasmissione di messaggi valoriali anche con una certa leggerezza, anzi forse con la leggerezza, con lo spettacolo si raggiungono veramente strati della popolazione che magari con una certa pesantezza non raggiungeresti mai. Quindi è importante, secondo me, avere questa componente di leggerezza. Lui si è addormentato. Sì, sta No, scendendo. ma Paola, devi sapere che sto divano Sta cercando casa a Dubai. da quando mi sono seduto mi sta proprio a bracciare, è comodissimo, lo tengono solo loro. E voi fate queste dirette, insomma, così presto, dovete farle la sera, magari Ma, siete un po' più... La allora, ma facciamo poi anche lo fanno stasera. così presto, questi divani così comodi, cioè voi E non mettete proprio arriva delle il cose caffè. e non arriva il caffè, Ma Paolo. non arriva è il arrivato caffè. anche a Dubai, ma noi no. davvero? O è un bluff? Sta arrivando. Ma il ragazzo che sta con la scritta cocktail dietro mi sembra un po' Courtois. Allora, anche lui è un bravo A chi ragazzo. assomiglio, Courtois. Paola? Non ho capito. Io ho capito Purtual. Courtois. Courtois. Ah, no, Courtois. Il portiere del Belgio. Ah, Courtois, il portiere un Courtois. Allora, ma è un bravo sì. ragazzo Dai. secondo te, Paola? Ti sembra un bravo ragazzo? Lui è anche un bravissimo ragazzo, sì, Bravissimo, sì. E poi meno devo male. dire Lo merita, Noi Eh, buttiamo diciamo, l'immondizia eh. insieme, te, ti ricordi? Allora, guarda che c'è un bilocale a Dubai, Diego. Ah, c'è Maranà. 45esimo piano. Beh, Si può va bene, fare. io ci sto. Vabbè. Arrivano entrambi, Paola, se ti fa piacere. Ma chi, Courtois? Sì, Courtois, Riccardo ha detto parente di Courtois, Courtois. esatto, Riccardo ha detto Courtois, Courtois. e il nostro Diego Poi Mi Laurenti. piace tantissimo, ieri ha fatto un po' una paperella su quel calcio di punizione, insomma, motivo per il quale il Marocco poi è andato in vantaggio con Sabiri. Però, insomma, capita, secondo me il portiere più bravo del mondo. Sì, ci Invece siamo, ci siamo. Zielinski sta facendo bene, tornando a casa Napoli, insomma. Diciamo, la Polonia invece non ha idee, secondo me, non ha gioco, non ha quell'amalgama che dicevamo Brasile e Francia, però può contare su singole risorse, cioè sul peso specifico del singolo talento. E Zielinski è uno di questi, insomma, che fa la rete con assist di Lewandowski, insomma, il suo lo fa. A me Zielinski piace. Voi che dite? Sì, Lozano, ti vorrei chiedere di Lozano prima di salutarci, proprio come lo vedi come personalità anche, se Non ti piace. dimenticare il saluto a Allora, Peppe tra Foglia l'altro c'è dopo, stato anche un bel derby, Polonia-Messico, la prima partita 0-0, quindi che vedeva Zielinski contro Lozano, e poi il Messico con chi se l'è vista, ragazzi? E poi con l'Argentina. Con l'Argentina, giustamente. E Lozano è uno che in campo ha fatto qualcosa, cioè nel senso correva.
il ragazzo correva. Poi... quello non gli manca. Correva. Correva. Poi vabbè, l'Argentina ha vinto, c'è stato il gol di Messi, siamo felicissimi, però il Messico non è che ha fatto chissà che, diciamo, l'Argentina poteva essere più vivace, ci si può aspettare molto di più dall'Argentina, però nel complesso era una vittoria meritata dell'Argentina. Il Messico ha fatto poco, chapeau al portiere del Messico al quinto mondiale, Ochoa, che comunque nella prima partita ha parato un bel rigore a Lewandowski. Il Lozano allora stava una spanna avanti rispetto agli altri giocatori del Messico, sì, insomma sì. in termini di velocità era uno che si dava da fare, gli altri a un certo punto sembravano come il ragazzo che sta aspettando il caffè sul divano. Quindi... No, in realtà sta pensando a quando deve venire a Dubai, Paola. Sta organizzando un po' la trasferta. Sì, sto cercando di capire. Lo vedo sognante. La prima settimana che già fai, che mi organizzo un po' prima. No, ci stanno un sacco di cose da fare qua. Giustamente poi il nostro regista inquadra anche Riccardo con questa scritta cocktail dietro. Da oggi in poi. No, perché poi portiamo una mustura durmena, ma lui là dietro quella inquadratura, non è ragazzi, guarda che io sto sullo di sgabello Riccardo qua. Sembra un po' colpo grosso, diciamo. No, è proprio cocktail di Tom Cruise. Sembra la locandina del film. Ma non Tom Cruise, sta sulla locandina però lo film, perché non proprio... È molto simile, anni 80, guarda. È vero, Da dove state registrando invece? Da che zona di Napoli? Stiamo dai Camaldoli, possiamo Ai dire? Camaldoli. Zona sì, Camaldoli. Come chiamarlo? Zona Sì. ospedaliera. Va. Zona ospedaliera alta. Zona ospedaliera alta. Alta, quindi stiamo proprio lì a dire Fa freddo. Cioè, l'opposto del clima Molto che hai tu freddo. lì, diciamo. Esatto, non è proprio il clima che stai vivendo tu a Dubai. Io di solito non accendo mai l'aria condizionata perché sennò mi faccio male, però veramente fa caldo. Ci stanno dei giorni, ieri pure faceva un sacco caldo. Va bene. Paola, è ricominciato il secondo tempo, quindi noi ti ringraziamo infinitamente per essere stata in nostra compagnia e speriamo anche di risentirti, se ti fa piacere. Va bene, ci sentiamo o per i mondiali o per quando ricomincia il nostro Napoli, il campionato, insomma. Vi auguro buon lavoro, un saluto a tutta Napoli, a chiunque ci sta sentendo, buona vita e siate generosi e belli. Come Paola Saulini. Mi raccomando, il saluto a Peppe Foria. Vuoi fare un saluto a Peppe Foria, che è un tuo fan? Un grande Paola? fan. Ciao Foria, ciao. No, è un ragazzo della nostra redazione che appena ti ha visto è andato in visibilio. Ma parente di Ernesto, grazie, ragazzi. Peppe, grazie. Facciamo un elogio all'eleganza, è sempre bello ricordarla. Sono convinta che Peppe sia un portabandiera dell'eleganza. Assolutamente, non potevi apostrofarlo in maniera migliore. Grazie Paola Saulino, buona giornata, un abbraccio. Allora? Piace Paolo? Assolutamente sì. Dici che ha più speranze Diego o Riccardo con Paola? Secondo me, in base a come... dato che è molto sveglia, Paola riconosce veramente il bravo ragazzo. E secondo me lui è più bravo. La chiave hai visto? Io alla fine hai capito più capito che fai finta perché alla fine non ce l'hai la fila di là. Non ce l'hai la fila di là. C'è meno fila di là. Lui c'ha la vera fila di là. Lui c'ha molta più fila di là. Stamattina mi sono dimenticato di scendere. A un certo punto quando lei inizia a dire in maniera compulsiva. L'ho visto. Non ci sono visto. Non ci sono riuscito. È ricominciato il secondo tempo, 2-1 per la Serbia. Stava finendo un primo tempo in maniera abbastanza blanda, poi a un certo punto il Camerun ha deciso di uscire dal campo in maniera anticipata rispetto alla fine del primo tempo e quindi si ritorna alle ostilità con una Serbia che continua ad attaccare, un Camerun che si difende ma un fa po' il terzo traballando. errore a Ghissa e la chiudiamo definitivamente e ce lo ritroviamo andando. Tra l'altro poco fa stavamo parlando di Mertens, ieri ha giocato il Belgio, tra l'altro sconfitto. C'è anche una bella foto, possiamo andare al touch, caro
Emanuele Bernardo, perché il piccolo Ciro Mertens, lo vedete qua in braccio a Eccolo. Kat, che saluta il papà. Ormai Vediamo solo le coscette però. sì, no, hanno tagliato ovviamente. No, è nato senza cioè, testa. È nato così. Però giù potete vedere il saluto del papà Driss, un po' coperto alla nostra barra. Io provo a portare un po' di serietà, però niente da fare. Devo fare il riso, mo. Attenzione. Devono fare il reso. ha Ottima detto. giocata. Si lamentano per un fallo di mano, forse, vediamo. No. Comunque, no, alla fine no, niente di fatto, signori, si va avanti così, era fuori gioco, nulla di fatto per la Serbia, il Camerun continua a coltivare una flebile speranza di ribaltare il risultato. Brutto Belgio, cioè il Belgio veramente, come diceva Paola, È arrivata alla fine. proprio spento, proprio mamma mia, veramente. Sì, ma io credo che quest'epoca d'oro il treno l'hanno Sì, perso. sì, no. Esatto. L'hanno esatto. perso 4 anni fa probabilmente. Erano stati fortunati Sì. ad avere una generazione che stesse funzionando a poco. Erano tutti giovani. No, adesso quindi ci sono sono cresciuti altri assieme. Ce ne sono sono cresciuti altri assieme. giovani Erano... adesso interessanti nel Belgio, però Ma sembravano dei pessi ieri in mezzo al campo, Sì. cioè non avevano un piglio, non avevano, cioè veramente brutto. Perché poi Lukaku poteva fare la differenza, Diego. Ma secondo me non. Cioè, uno poi perché si deve aspettare così tanto? Lascialo stare, il ragazzo. Alla fine, perché Cioè, caricarlo di responsabilità? Perché? Soprattutto sotto Natale, come Jonathan fa pure regalo. No, tra l'altro c'era ancora il Black Friday. C'era ancora il Black Periodo, Friday, esatto, quindi magari era lasciatelo distratto. stare, comunque che lei è un ragazzo. Allora, signori, il nostro regista mi dice di guardare sul cellulare quelli che sono i messaggi che arrivano. Ok, grazie Emanuele Bernardo, grazie. Sì, sono arrivati Mi sta questi inviando delle messaggi. foto Sì, sì, porno, mi sono- sta inviando ovviamente delle foto porno. Adesso voglio che tutti sappiano che Emanuele Bernardo mi invia foto porno dalla regia. E non è porno, è proprio porno. Grazie Emanuele. ma sono le sue. Ah? Sono le sue. È esagerato, dai. Che- E lì ci apriamo OnlyFans, però. Ma voi? Lì poi ci apriamo ma OnlyFans. tu Emanuele. Non vuoi partecipare, guarda che si guadagna un sacco. Ma uso investimento, metto ti il conviene, capitale. ti Non mi conviene. chiede il capitale iniziale. Non ti perché chiediamo non di c'è. guardare, ti chiediamo solo di investire. Ma in Camerun non fanno caffè? Sì, No, mi chiedevo. Tra l'altro Sì, buono. lo producono. è da grosse piantagioni, ma qui niente. È un mistero. Incredibile. Cioè, Sono almeno 50 minuti. Dovremmo Cioè, capire diciamo, per conoscendo cosa... un po' la zona, Eh. il primo bar sta un bel po' più sopra. No, e noi andiamo da più giù, cioè Più sta giù uno andate. dove sta proprio l'ospedale. Ah, Sta quello uno alla di fine è fronte giù. là. Ok, ho capito. Il bar che Mi poi dice quello dalla faceva anche il regia pollo. stavolta sta arrivando. È quello che fa pure il pollo. Sì, Esatto. fa anche il pollo. È fa anche il stinco pollo. di ragazzi. Sarà quello che... non è che Penso hanno di chiesto- sì, ma arriva Forse che arriva qualche pure cosciotto. Non pure sarebbe male, male. Non arriva sarebbe il male. Sono sempre proteine, Quasi va la bene. mezza, va bene. Sì, anche perché, signori, dovete sapere che Diego è un esperto No. di quello che è un cambio vita strutturale vabbè, no. nell'alimentazione. ti posso adottare. Vogliamo Sì, sì. fare... Esatto, cosa consiglieresti a me e ad Adriano Cioè, Pastore? io ho mia moglie e i miei figli che me lo dicono in continuazione, ma non ci riesco. Vabbè, in realtà, guarda, che quello è il campo vostro, poi tra le altre cose, non è lo sport, è la prima cosa. Esatto. Ma non è che uno può stare sempre assettato a dire, oh, ma quanto è bravo questo a giocare. A un certo punto E noi invece dovreste quello- anche certo muovere- punto- Proprio questo che scendiamo in abbiamo campo. deciso di raccontare, che non siamo Esatto. capaci e quindi No, lo racconto. allora cercate, io per esempio, vedi, mo davvero, io ero quasi 100 kg, sono arrivato a un certo punto che pesavo 98 kg ed ero proprio pieno e per fortuna c'è stato il padel che ho provato le prime volte e mi rendevo conto che proprio non riuscivo a giocare Però perché non è che fisicamente... si fanno grandi sforzi, dai, col padel, Diego. Però bruci tante calorie, no, però bruci tante diciamo calorie. sì. In 2 ore Facessi bruci cardio, 1000, praticamente. 1200 Noi torniamo al calorie. le bruci. discorso di prima, se è una partita comunque di livello, occhio che qui arriva il 3-1 arriva il 3-1. di Mitrovic Ciao. per quanto riguarda la Serbia. Ciao Camerun, signori. Eh sì, vediamo se l'errore è stato ancora di Anghissà, che a questo punto quel abbiamo anche punto la terza lo prova ragliano provata. probabilmente. Sì, esattamente, però 3-1 della Serbia che quindi ha preso il largo dopo l'iniziale vantaggio del Camerun. In questo momento, prima mi chiedevi la classifica, ora è ribaltata perché c'è la Serbia a 3, il Camerun invece resta solitario a 0 punti, Serbia a 3 insieme al Brasile e alla Svizzera. Nell'ultima giornata, tra l'altro, il Camerun affronterà proprio il Brasile, quindi diciamo che se tanto mi dà tanto, Se la giocano mi sa Serbia che e Svizzera alla sì, fine, no? Anghissà è veramente molto molto vicino all'eliminazione, non che sia una cattiva notizia, ripeto, per quanto riguarda i tifosi del Napoli. Ma anche se oggi è tanto scontata Brasile e Svizzera, oppure... Senti, il vi lasci Brasile, spazio per la macchia? il Brasile che ho visto nella prima giornata e la Svizzera che ho visto nella prima giornata mi sembra abbastanza scontata. Certo, bisogna capire le condizioni di Neymar, però lì davanti ne hanno talmente tanti di attaccanti, di giocatori che ti possono fare la differenza anche con la Svizzera,
secondo me il Brasile vince anche abbastanza facilmente quest'oggi, per la felicità del nostro Pasquale Cacciola, che insomma è in trepidante attesa. Tifoso verde oro. Ci stavi dicendo, Diego, il padel a un certo punto ha dato il là a questo ma tuo sì, cambio. perché io dopo un quarto d'ora che giocavo, insomma, a un certo punto vedevo, ma veramente non sto scherzando, vedevo le stelline. L'affanno. Non sono stelline quello che stai vedendo. Mamma mia, aiuto. Questo Non sono sì, stelline quello che stai vedendo. che è un vero ed ottimo. Arriva addirittura Vittorio Bernardo alla regia. Allora, signori, un attimo solo perché non però- vorrei che 54 minuti e 7 secondi dopo arriva un caffè che fa pure schifo. Quindi andiamo, proviamolo vai, prima. subito. Allora, ma male che male ci live, sono io i faccio la cornetti telecronaca. comunque, ragazzi. Allora, c'è Laurenti che si appresta a aprire. Ah, comunque scusa, posso dire questa cosa? In Voi ogni siete molto bravi a descrivere quello che sta succedendo nel campo. Prima ha detto, ha cominciato a svettare tra gli altri. Oh, che lui mi ha fatto vedere la scena senza vederla. Sembrava, Che ti pensavi? Ah, Cioè, tu pensavi che noi Io qui pensavo che fossimo voi pensati? venivate posizione, qua, promettevate il caffè. E poi niente poi- pallone. Guarda E qua, non a invece caso, arriva guarda il pallone, arriva anche vedi il caffè. cosa c'è scritto? Per te. Vedi, collegandoci a OnlyFans. Ormai è ovunque. Ai miei. Ragazzi, io mi Prego. mi accingo a svettarvi un po' di caffè. Prego, Ormai è un Riccardo. termine che voglio utilizzare su Ah, grazie mille. Allora, così il mi- caffè al barman non si era mai visto. Il caffè vabbè. al barman non si era Vai, mai prendi, visto. vai. Vai, Adriano. tutti. Ecco qua. Ma così. Ecco qua. Vi Ci ringrazio siamo. molto. Ma si figuri. Abbiamo questo caffè. I cornetti pure, ci sono. Cornetti, ragazzi. Ah, tu stai a dieta, Mi scommetto. sembra Questo giusto, a a dieta, mezzogiorno scommetto e che mezzo, Diego però è l'orario del stane. cornetto. Classico, io lo mangio e io non me ne faccio. Vabbè, ma È inutile tu che non Io fai posso puoi fare gli inquadrare onori? quanto vuoi tu, Emanuele Vai, Bertone. Posso fare gli onori io nel Ci frattempo? sono anche le frolle, ci sono anche le frolle. Qua E c'è questa è una bella tentazione, Zuccherato, a ovviamente. cui non cederò. Però Cagava vostro. pure tu lo bevi amaro. Sempre amaro. Anche io. Anche tu. Signori, Però- purtroppo è arrivato Vabbè, zuccherato. fai. Non poteva... Cioè, Io sono caffettino. sono La barista, cornetti ma posso a la mandare, mammellata. È mestiere. Riferisce il nostro regista, guardate che bello. Connetti a mammellata ci sono. Eccoli qua, abbiamo anche i cornetti. Ah, Ci manca qualche e due fazzoletto frolle. però, caro Pittore. Sì. Ci Beh. puoi aiutare con qualche fazzoletto? Grazie mille, grazie mille. Non so se a ce li ho- Vittorio ce li ho Bertone. io dietro al complimenti bar. a Ce li ha, Ce l'ho io c'è dietro il al barista, bar, ce li ho sta io qua, dietro lo al paghiamo. Posso fare i complimenti Ah, sì? alla regia, ragazzi? Ah, sì? Buono a sapersi questa cosa, mi pagate anche. Quante belle notizie. Non lo Ragazzi, posso sapevo. fare i complimenti alla regia? Che non solo fanno un'ottima regia, ma anche, vedi, questo servizio. Degli ottimi cornetti. Un'ottima Servizio catering. Poi vediamo se i cornetti. E stai facendo con una mano, ciò ci ha messo tempo, capito? C'ha il fornetto dentro. C'ha il fornetto dentro. con i Allora, surgelati freschi. Riccardo, io prendo il vassoio. Vai, io poi gioco. Quanto è bello vedere il mondiale, vai giù. Ma Ci guarda- avevate fatto caso. Guarda, io- Cioè, allora, senza Ma- Italia dici che... E invece no. Ma voi mi avete distrutto un sogno, ma come? Voglio scusare, prima infatti, stava a dicendo noi, che c'erano i il figuranti cornetto, allo la stadio, cioè fogliatella, gente messa là. Ti serve, ti serve. No, All'inizio, allora, i primi puoi Io giorni prendo nascondere dietro al sfogliatella. servizi televisivi. Io vi lascio un ci po'. buttano un po' di È un po' compasse. di... Esatto, che poi allo stadio in realtà... Però vedi, Vabbè, stiamo gente vedendo del una partita posto si 4 vede la gol partita, oggi. chiaramente. Anche interessante, no? Però stanno andando avanti, così. Vabbè, ma è giusto che sia così. Ma non Ma immaginavo. d'altro io ricordo Italia 90, ragazzi, voi siete un po' più giovani di me, io vidi Italia 90, per esempio ricordo vidi era Camerun Colombia. Argentina. No, Camerun Colombia, vidi. Con l'errore di Ghita, con Roger come Miglia, no? lo ricordate? Che Come no? rischiò la vita. Camerun Colombia. Esatto, che lui uscì alla tre quarti male per se parlava con Roger Miglia. E lì era pieno, cioè c'erano chiaramente i tifosi camerunensi, c'erano No, i ti spagliatelli, ringrazio. colombiani, No, no, però no, la no, maggior parte erano napoletani. l'aiuto regista. Ha Sì. fatto Biagio Barone. Cioè, non l'ha fatto proprio il regista, ha fatto Biagio Barone. Biagio Barone Ragazzi, è io- come me, andiamo. non mangerà Posso mai. chiederti da quanto tempo conosci Biagio Barone? Perché? Perché è una bella domanda. Ok, quindi non vogliamo No, rispondere. conosco Biagio, forse ormai saranno quasi una decina d'anni, perché l'ho conosciuto all'inizio che cominciavo a fare video. Ci siamo conosciuti, ci incontravamo a degli eventi perché lui seguiva dei ragazzi che cantavano e cose simili. Poi quando mi sono trasferito a Casalnuovo abbiamo insomma stretto molto più. Tra le altre cose, lui sapere che Biagio Barone è il mio salvatore, perché Biagio tiene i meglio Trapani Napoli, quindi si deve Ah, ok, di perfetto. mettere un scenografia, fisher. una cosa. No, lui proprio qualsiasi Sa cosa, fare. un fisher, una cosa, può essere pure un fisher così grande. Biagio viene con Trapani della dimensione giusta e mi aiuta tante volte a fare le cose, quindi veramente è un amicone. No, al di là di tutto poi sono molto contento perché Biagio Barone
è entrato nella stessa capata che a me ha fatto perdere peso, mi ha fatto appassionare alla palestra. Lui per stava concludere il facendo- discorso di prima mangiando i cornetti Esattamente, ci sta. un ottimo Vai, vai. E io percorso quando ha e visto, secondo allora. me Biagio darà grandi soddisfazioni, quindi voglio se ce l'ha fatta Biagio ce la potete fare anche voi, questo ve lo devo dire. Riccardo, Il dramma sai qual è? com'era la sfogliatella? Buona, buona. Ci dici qualche messaggio da parte dei nostri telespettatori? Perché Messaggio, vabbè, non si- li abbiamo... si erano Nel frattempo che voi leggete i messaggi, io vado di attimo una cosa a Biagio Barone che è importantissima, subito vengo. un Ma in secondo. bagno? Certo. Sì. Ok. Diego Laurenti, Sai, dice Marek Hamsik, non parlate con la bocca piena, mi raccomando, fa almeno questo. pure ha ragione, Mi- pure ha ragione. Organizziamoci. Uno, capito? turno. Chi Io parla do un morso. e l'altro mangia. No, chi parla e l'altro mangia. Allora facciamo una one-to-one Ok. con Adriano Pastore nel frattempo che Finirò a Riccardo parlare finisce. Comunque dicevo, sto fatto di Camerun-Colombia, Sì. a parte vedere che è capitata questa cosa da parte del Camerun oggi con voi, ricordo c'erano Vai, tantissimi metto qua, chiaramente tifosi chiaramente camerunensi e colombiani, ma la maggior parte eravamo napoletani. Sì. Quindi, tornando al discorso mio che dicevamo prima sulle comparse, in realtà non è che sono le comparse, è che tanta gente, io ricordo che passai fuori allo stadio a San Paolo e c'era il bagarino, mi pare 15.000 Bagarino. lire, Oh! 15.000 lire il biglietto. La partita stava cominciando. miseria. Quindi entrammo tranquillamente a vederci la partita. E la stessa cosa più o meno sarà così, sai quanti biglietti sono in regalo, quanti biglietti li trovi là fuori. Questo è anche il bello del mondiale. E ricordo, perché sai, avevo, quanti anni avevo? 12-13 anni, una cosa del genere, l'atmosfera del mondiale. Il mondiale quando si gioca nel tuo paese è veramente bellissimo, cioè proprio... Cose che noi e Riccardo Cadapano per esempio non perché sappiamo, siete più non piccoli. possiamo Sì, sapere sì, perché sì. eravamo No, giocare il piccolini. mondiale nel nostro Ma paese, bello, no? ragazzi, proprio c'è l'atmosfera Cioè, com'era? E di secondo me quell'estate, neanche lo c'è vedremo tanto un'energia. presto, ma manco l'europeo, perché come siamo combinati con gli stadi. Io qua. ricordo l'energia che c'era, poi sai, eri ragazzino, ti ripeto, nel 90, sì, avevo 13 anni, sì, qualcosa del genere. Quindi l'estate, già belli, sai, ricordi ragazzino d'estate, già sono belli. Più il calcio, con tutti quei campioni, poi c'era la Colombia proprio, poi c'era Fred Rincon, buonanima di Freddy Rincon. Rincon. Poi c'era Ma Valderrama. ex Napoli stiamo Ex parlando. Napoli, Sì, assolutamente. Rincon, Fece un purtroppo. esploit, infatti lì... Fece una doppietta una volta in Serie A. Giusto? Fece, sì, Con la contro Lazio. la Lazio, contro la Lazio, un partitone, ragazzi. Lui ebbe difficoltà all'inizio, quel campionato un po' aveva il passo compassato, scusatemi il gioco di parole, però era tecnicamente molto bravo. Andò al Real Madrid dopo. Però pure là non ha avuto Eri- grandissimo. No, però era molto colombiano. È uno dei pochi doppi ex tra Napoli e Real Madrid, giusto Riccardo? Sì. Quali sono gli altri? Vabbè, Cannavaro? abbiamo giocato Cannavaro, Cannavaro, Caillon, Caglion, Albiol, Higuain, in Albiol, realtà Higuain, ce ne sono quelli diversi, beniteziani, ce ne sono quelli diversi, beniteziani. sì. Però ricordo che lui, nel Mondiale del 90, ricordo che Pelé diede lui come una delle star del Mondiale. Rincon. Era molto esatto. Poi aveva questo, secondo me, appunto questo ritmo compassato, poi il carattere... Come colombiani poi ci ricordano anche Armero e Molto- Zuniga, molto che però festeggero. ovviamente Sì, sono anche più, loro, sai, un sempre po' più molto- anche loro da questo ritmo un po' bailato. Esatto, diciamo esatto, così. quindi... ci riprova, vedi? Camerun ci prova, sì, d'altronde, sì, ci prova. signori, ma qui è arrivata la guest star. Caspiterina, è se la viene a fare arrivata una la guest passeggiata. star. Se la viene a fare una passeggiata Ti vieni qui a in fare diretta una con noi. passeggiata in diretta, Ciro Novellino. Caspiterina. Caspiterina. Buongiorno. È arrivato Ciao, il nostro Ciro Ciro. Novellino, che ricordiamo commenterà la partita delle 14, giusto Ciro? Alle 14. Qual è la partita delle Corea 14? del Sud, Ghana, e bisogna capire se giocherà ovviamente il nostro Min Jae Kim, che ha accusato questo problema al polpaccio nella prima gara contro l'Uruguay, e vedremo, attenzione, qui ci prova con il tocco sotto. Non ce l'ha fatta. Non morbidissimo, mettiamolo Scusate, così, il parlando tocco. di forma fisica, anche il buon Ciro Novellino È un esempio. è un esempio. Ciro, sei l'esempio. Non è che sei un esempio, sei l'esempio. Noi abbiamo fatto il contrario. Cioè, almeno io, vabbè, anche tu. Che Prego, Diego. sei bisogna- ancora in voglio forma continuare anche a sfumacchiare. Vai. magro, sempre atletico, sempre Lui, sport. sì, Poi sì. dopo, ragazzi, Attenzione al Camerun, qui forse fuori gioco però. sì, forse di 6 Ci mesi, mette fuori una gioco. vita. Lo tocco fa, l'ha sotto. fatto. Il gol c'è, però c'è il fuorigioco. L'ha fatto però. Però c'è il battute, fuorigioco. Che Però bello, peccato, che peccato. Che per Cameron. Annullato il Attenzione gol al di microfono, Peccato del Abubakar. microfono a che peccato, non Diego. Ecco, vediamo di rompere l'attrezzatura, mi raccomando. io prima ho evitato di fare una battuta. Aspetta, parla un attimo con Riccardo che devo... Abbiamo evitato di fare la addentare il battuta. Parlavamo all'inizio di Song, del portiere.
messo, cioè messo fuori dall'allenatore. Stavo per dire, gliene ha cantate 4. 4 sono Robert Onana, Insomma, quindi che è anche un motivetto Onana. Ci può stare, Ci può stare, ci può stare. Potremmo fare una rubrica così, le freddure del mondiale, non so, qualcosa del genere. Esatta di stupidaggini. Si parla Attenzione, il gol è valido, il gol è valido, il VAR ha rettificato, quindi errore del guardalinea, il gol Grande è valido giocata. e Abubakar riapre la partita. Riccardo, al andiamo a raccontare di 64esimo. nuovo con la stessa enfasi e precisione di dettagli Non è- come non piace è a Diego sve- Laurenti. Allora, Sì, grazie. Diego è scattato sul filo del fuorigioco, Sì, eccolo qui. ha colto impreparato la retroguardia della Serbia, poi davanti... Ma io non lo so fuori se gioco. Come fanno a essere Dai, fuori mi gioco? sembra fuori gioco, Dai, fuori questo, gioco. francamente. Pure a me. Poi a tu per tu con il portiere, tocco sotto morbido a scavalcarlo, pallone che si insacca, inizialmente annullato per fuorigioco, poi il VAR, che poi è risultato un po' alla Ronaldinho. No, questa non è Ronaldinho. Questo- non mi sembra questo è proprio Jay-Z. Ronaldinho. Questo è Jay-Z. lui è Questa è- stato- E Jay-Z e Beyoncé quello. È il Esattamente. saluto a Paola Saulino questo qua. la fa. Ma a me sembrava fuori. Prova a recuperarla comunque. La dedica. Mentre si trascende. Stava seguendo anche lui Stava guardando. la live reaction perché lui è entrato dalla panchina. Esatto. Ci sta. Comunque bel gol alla Non da partita. capire se effettivamente era regolare oppure no. Però se il A me VAR sembrava- dice che a è me sembrava regolare, fuori Ha gioco. passato inquadratura a noi. sì, magari era ci un frega, po' non proprio in linea l'inquadratura. Quindi. A me Però il sembrava Camerun, occhio che l'aria aperta, quindi serve un altro errore di Anghissà qui per stare più tranquilli. Mancano, siamo al 65esimo, quindi 3-2, almeno partita divertente con diversi gol. va, Meno mettiamola. male, L'avevo detto, almeno cioè, male. l'aveva l'aveva detto detto, Adriano. signori, chiunque volesse iniziare a giocare di errori, bollette, avevo detto, qui abbiamo errori. Adriano Pastore. Errore Non ho mai della scommesso in difesa vita e mia, gol. Ah. tra l'altro. Mai prese? No, mai scommesso. No, come mai? Comunque non ti piace. Però dai qualche consiglio, potresti fare un programma nel quale dai consigli su scommesse? No, ma che. Ehi, pareggio! Attenzione. Non ci credo. Avete visto? Non ci credo, il Camerun ha pareggiato. Partita mirabolante. Tra Camerun e Fantastico. Serbia, 6 gol. Choupo-Moting. 3 per parte, Choupo-Moting. Se lui- prima si era addormentato il Camerun, ora si è addormentata Esatto. la Serbia. Oddio, di fatto. come di crema. Mi sento Quindi arriva il verdone. 3-3 di fate troppo Choupo-Moting. Tutto da rifare, quindi. Adesso ve le faccio Tifosi del vedere. Camerun Maglione. impazziti, tifosi del Camerun impazziti. Riccardo, io stavo parlando con loro, intanto c'è Snoop Dogg che sta allenando il Camerun, non so se avevi notato. C'era pure lui. Impazziti i tifosi camerunensi. Giustamente, Choupo-Moting, uno di quei top, possiamo dire che ha il Sì, è sicuramente Camerun in uno questo dei Come sono giocatori. ispirati questi? Troppo alti come difesa. Troppo alti, lo diceva anche Giacomo in Tre uomini e una gamba. Se stai così, Che il Camerun il Camerun è forte il Camerun è fisicamente. forte Se fisicamente, difende a zona, poi- ti prendono in contropiede. Bravo, e infatti, esatto. Gol e assist. Salutiamo il trio, come sempre. salutiamo, lo giovaneggiamo, però se l'avevano detto loro 20 anni fa, un motivo ci sarà. Sì, qui Sono fatti malissimo, fregare. malissimo in 2 occasioni la Serbia in difesa, veramente male. Bravi quelli però del Camerun a crederci, perché la partita sembrava praticamente, che esultanza qui di Robert Song, Snoop Dogg. Si va a fare un bravi a bombolone crederci. ovviamente per festeggiare. No, scusate, Più voi di prima bicio, avete parlato, tu hai detto, Va parlavi bene, delle tranquillo, scommesse, dopo- no? Sì. Io volevo chiedere, visto che io poi sui social insomma ci sguazzo ed è tra virgolette il mio mondo, voi che ne pensate di tutti questi santoni, bookmakers che escono, I tipster. che escono oggi, che sembrano veramente delle sette quasi? Mai scommesso, mai seguito tipster. Devo dire la verità. Non è una programmazione che mi interessa molto, pure perché pure io come Adriano non è che gioco proprio tantissimo. Secondo me se lo chiediamo a Emanuele Bernardo in cabina di regia o a Vittorio già ci possono dire che qualche bollettina, dimmi di sì Emanuele, te la giochi? Se non ti risponde perché la sta Lui compilando. lui fa altre cose. No, io lo so di cosa parli. Ho nel una senso che- domanda per Diego che arriva dai piani altissimi di calcio Napoli. Là. 24, immaginate. Quindi abbiamo chi è? Dino Viola. No, ancora più alto. Ancora più alto. Ancora più alto, quindi più alti di Noviola che c'è. Non Ciro Novellino. che Ah, Ciro Novella. allora- Ancora allora sopra è Ciro più Novellino. No, mi chiedono, Sì. Diego, come si chiamava una canzone che tu hai dedicato alle mamme in una serie, in uno spettacolo che cantasti a Volla? Ah, Ah, e qui
viene ad essere una cosa che tu ricorderai, cioè credo che lo volevi far scrivere sul tuo epitaffio, giusto, praticamente? Non so, io sono ambasciatore nonché barista. quindi Allora, no, non ricordo. Attenzione, Allora, potrebbe ricordarsi. Lo spettacolo a volo era finalmente live, ma non ricordo di aver cantato una canzone alle mamme. Però c'è una canzone molto bella di cui io sono innamorato e che dedico tanto spesso a mia mamma, con cui ho un rapporto meraviglioso, che Portami a ballare di Luca Barbarossa. È una canzone Scritta per la meravigliosa. mamma, infatti. Sì, scritta per la Sanremo mamma. Se parliamo del di 89. esatto, se parliamo di questa dedica, insomma, seria, se invece è una Attendo conferma. delle perché- solite cazzate che faccio io, è sempre che è Hanno nata scritto anche cosa- a me. è L'hanno vero. scritto anche a Non ci te, credo. questi piani altissimi. dovrebbe essere quella. Se no, poi c'era un'altra canzone che non era dedicata alle mamme, ma parlava di rapporti e delle Mi pretese. dice no, non è quella. Allora, Quindi- probabilmente si parla di un'altra canzone che non è dedicata alle mamme, ma parlava di Ad una mamma in rapporti. particolare di uno con qualcuno. cui avevi fatto Di l'incidente. Era in Esatto. napoletano. Non ti aveva lasciato napoletano. un bel ricordo. Mi dicono che era in napoletano questo. Se era in napoletano, allora il titolo era Overe, però non parlava delle mamme, parlava di Ok. rapporti, delle pretese che ci sono da parte dell'uomo verso la donna e da parte della donna verso l'uomo. Ok. E il titolo era Overe, che è Overe. un inedito mio che ho pubblicato, ma non ho mai pubblicizzato perché non mi andava. No, perché Cioè, io l'ho fatto l'ho e poi- fatto e l'ho lasciato L'ho lì. lasciata là su Spotify e tanto ai mai posteri. video. Sì. La possiamo far sentire? No, e se no l'ho pubblicizata. Ci sarà un Ci sarà un motivo. motivo. L'ho fatta solo là finalmente live, poi non l'ho più fatta. Però per chi No, vuole però su Spotify ci dovrebbe essere ancora. Pensate un po' quanto non. quanto tu l'abbia seguita poi Sì, questa sì, produzione. sì, esatto. Però intanto si è piaciuta addirittura al founder di È Calcio Napoli fantastico. 24. Io ti è rimasta ringrazio. Grazie, signor grazie a founder. Salvio Passante. Ciao, Salvio, grazie. Piace anche Emanuele Bernardo. Piace Sì, anche a sentito- Emanuele Vabbè, Bernardo dopo in appena cabina di entro in regia. macchina. Mentre stai giustamente- guardando a bulletto, novella, sentito di che stavamo parlando. E tra l'altro il nostro Salvio ti fa i complimenti, cioè che sei, ovviamente questo lo sottolineiamo anche noi, un grandissimo talento. No, è un voglio- piacere grazie. averti qui con noi e ti Grazie. facciamo Tu- tutti. lui i alza le programmi mani con- che voglio stare Cenzo dicendo alza lui, le eh. mani. L'ha detto lui. Io... Grazie. Cenzo voglio sta bene. ancora pensando a fare la fila di lato che di prima. Però da apprezzare comunque la prontezza. No, Sì. sei stato Cioè, lei bravo, avesse sei detto stato mi bravo. piacciono quelli rasati subito in diretta, subito. Anche se poi lì c'era Adriano che Sono specialista, ragazzi, sono vantava specialista. una precedenza. Ma non è detto perché può essere che manderanno il nostro Adriano in Turchia e No, torna no, io qua. detesto i capelli. Allora devi sapere questa cosa, mi racconto questa cosa. Adriano, io sogno di venire la prossima volta qua di trovarti con un No, capello ma sono lungo. brutto, madonna. Cioè, abbiamo È un incubo. Cioè, Tra le tante cose non abbiamo Ma pure questo prato, un volendo- incubo. Mamma mia, ma tu pensa che io non ho visto cadere i capelli? Ma in Sono che un senso? fortunato. Sono Perché li esplosi? tenevo, no, tenevo razzato già quando li tenevo tutto quanto. La sera sento una botta e tu puntatore, no, sui capelli. No, rasati, già rasati quando ce li avevo tutti. Bellissimo. Io a 15 anni ho cominciato a rasarmi i capelli a zero. Hai deciso di... Ah, ma quindi avevi già un'attinenza al... Sempre. Non è che hai mai pensato di averlo creato tu questo meccanismo? No, perché io ho preso spunto un po' da Vialli. Sei il fondatore di Calvo Napoli di Calvo- 24. Bravo, esatto. Lo sai che questo è. Non diamo idee. Non potrebbe, esatto, non sarebbe male. Ma possiamo fare un format delle persone calde? Lo chiamiamo Calvo Napoli Io intanto 24. continuo a mangiare. tanto. Abbiamo Ciro Ci Novellino. abbiamo, esatto, tra i Abbiamo- colleghi che abbiamo. Sì, ce ce ne stanno. Vuoi fare Calvo Napoli 24? Calvo, io Ciro? e te la facciamo, Ciro. Dai, vieni a fare Fanno un saluto. disquisizioni vieni, Ciro. sulle barbe. Ciro, vieni a fare un Barbano, saluto. Massimo Pizzetto. Vieni qua, Ciro. Ciro, vieni. vieni dietro al bancone. Vieni a Vieni, fare vieni. caldo. No, no, Napoli vieni qua, ti 24 lascio lo Vado a sgabello, fare vieni, Ciro. caffè. Entra, Vado a fare entra. caffè. Vai, Buongiorno a fare caffè. tutti. Ciro, Buongiorno. Ciro Novellino. Che mi metti qua? Calvo, sì, mettiti qua, vediamo un po' di Sono troppo. Calvo Napoli Io- 24. Io sogno di stare vicino ad Adriano Pastore per fare il pastore vede cose. No, Calvo Napoli 24. Calvo Napoli 24. Raffaetti, scusa. Ma solo io e te però. No, ci sono Diego altri c'ha i colleghi. capelli. Qua di qua abbiamo i fresconi qua con i capelli. Parla, Cioè, parla. È il momento di un grande classico. Cosa condividete tu e Adriano? e il barbiere. Ah, il grande classico. Bello. la lametta. Questa è una battuta che non No, sta. il rasoio io Il rasoio? sì, sì, Io la- io ho dato Ciro, ma a voi zero. un po' di cornetto. No, ragazzi, io sono Cioè, a dieta pure eternamente a dieta, sono io. ci rendiamo Se no, conto. no, ma io sono entrato, vi ho sentito dire il fisico, non il fisico. Eri tu che dicevi il E tu fisico? che parlavamo che lui ha avuto questa capata, come diceva lui, Sì. healthy. Sì, Giusto? esatto. Quindi si è messo in forma, pesava quasi 100 kg, anche tu sei un Idem. esempio.
Io esattamente l'opposto. durante il Sempre atletico in lockdown, forma, durante il esattamente lockdown io ho avuto il volo al contrario, come si suol dire, perché tutti mangiavano, io non assaggiavo neanche l'acqua. E mi sono messo a dieta perenne, mi sono fatto arrivare pesi a casa, mi sono allenato. Ragazzi, Cioè, neanche io- l'acqua, Diego. No, l'acqua sì. Non va bene. L'acqua sì, 2 litri al Potrebbe- giorno no, almeno. guarda, Io ma- confesso, ragazzi, a me non c'ho né dietologo né nutrizionista, c'ho una comunità di recupero. Ah, No, io non so, è proprio da- io so che tua moglie ti tira da vicino al tavolino perché proprio ti aggrappi Lei al è molto tavolino. atletica, molto etti anche lei, io allo stesso i miei figli, e io sono la pecora nera. Anzi, il pastore Il nero. pastore nero, esatto, il pastore Ciro, nero. mi racconti Sì, un po' della che partita cosa di vuoi oggi? sapere? Dacci Quale qualche partita di anticipazione. oggi? Qual è la Quella che devo. proiezione Ah, che vorrei? ok, Corea Che del partita Sud. sarà? Corea del Da che Sud, ora a Ghana. che ora? Allora, Ospiti. sì. Ricchi premi, ricchi, cotillon. ricchi premi, Vai. non dipende da me per i ricchi premi. Allora, Ma è sempre deresponsabilizzato, però. Dai, Ciro, dai. 13 e budget. 30, Prendi- 13, no, budget zero. Zero. 13 e 30 si comincia. Dalla regia mi dicono che hanno speso tutto per cornetti e Sono caffè. arrivati i cornetti, quindi noi dopo neanche il caffè Quindi abbiamo. se adesso vuoi un po' di cornetto, approfittane adesso. Altrimenti Sempre a dieta, sempre a dieta. 13 e 30 comincia il collega. Io mi perdo sempre tra le 28.000 telecamere che vedo spostate, quindi credo che sia quella. No, quella lì. Quella. quella 13 lì, e Ciro, vedi 30. quella lì. Quella lì, quella scadente. La 2. Quella scadente. Ma come scadente? 13:30 il collegamento, cominciamo ovviamente subito dopo di voi. No, non era fuori gioco quello. Sembra quello dell'orecchio. Tacchetto. Sembra lo quello teneva, del. lo teneva in gioco con il tacchetto. Sì, però gli hai chiesto i premi Cotillon. Però bella la fammi dire, finta. no? Infatti, Hai ma ragione, hai ragione. che ha Stile fatto? poco, Ma che ha però. fatto questo? Guarda lì segnato, che l'ha gol che ha fatto. Così, lo Che gol che ha fatto. Vedi, gol. Oh, allora dicevo, sembrava il fuorigioco di Ostigard al Liverpool con l'Orecchio, stessa cosa, stessa identica fermo immagine. Comunque, dicevo, 13:30 cominciamo con la diretta, la gara ovviamente è Corea del Sud Ghana, aspettiamo di conoscere le formazioni ufficiali perché non sappiamo se Kim Min-jae sarà della partita o meno. Speriamo di no. Io anche mi auguro di no perché tra l'altro con ogni probabilità ha avuto il mio stesso problema al polpaccio, solo che io non sono nessuno e lui è Kim Min-jae. Che mi fermo io un mese e mezzo non gliene frega a nessuno, se si ferma Kim Min-jae un mese e mezzo diventa un problema. Penso che... Te ne frega che Ciro si ferma Ma un che mese se ne frega che mi sono fermato un mese e mezzo? Io ci rimarrei Ma tanto male. non lo però. fermi, No, no. Io mi sono fatto, c'ho un però, buco nel polpaccio qui ormai da un mese e Però- quindi... Come ti sei fatto questo buco nel polpaccio, Ciro? Come me lo sono fatto? corretto. Dando calcio spettacolo con Emanuele Attenzione Bernardo. alla Serbia, calcio spettacolo qui. Arriva che- la parata del portiere del Camerun. Abbiamo dato calcio spettacolo una sera io ed Emanuele la Bernardo, Serbia. solo che dopo il calcio spettacolo ci Adriano Sì, ma poi non si è fermato. si è bucato. Ciro. No, ma tutto il problema, il roba varia, assolutamente lui no, poteva ho continuato a andare dare spettacolo Anche imperterrito. Guarda Choupo-Moting cosa Guarda fa. lì, guarda. Scavalca l'avversario in uscita, allarga sulla destra, Se la vince il controllo Camerun è incerto del clamoroso. numero 11 del Camerun, fuori. che se Uscita, l'è trascinata uscita. fuori, non lo sappiamo. Choupo-Moting di nuovo all'esterno, al limite dell'area, prova a dribblare un avversario, non riesce. Credo che Riparte l'azione da parte Adriano, Adriano e Diego, credo che ormai alla gente non gliene freghi più niente di quello che accadrà dall'1:30 in poi, perché me l'hanno chiesto un quarto d'ora fa. Lo diciamo? Saluta Stai Manuel sottovalutando, Sole, tra l'altro. Stai sottovalutando. 13:30 comincia il collegamento per appunto Corea del Sud contro Ghana. Avremo grandi ospiti ma zero premi, però non ci saranno premi per nessuno. Cioè Iple oggi. Vabbè, i premi no? sono gli Anche ospiti. I Iple. premi sono gli ospiti. C'è Iple. Abbiamo La Iple, qualità. abbiamo Marco Lombardi ovviamente che mi darà una mano L'altra volta con Iple dietro abbiamo al... Iple e Ciro Giustiniani, è stata una puntata E allora io pazzesca. mi immagino No, già oggi abbiamo parlato cosa delle brutte parole in coreano. mi avete tolto la domanda, allora non No, glielo ma posso ce ne dire. stanno un sacco. Quindi. Sappi che Un Iple sacco di male parole anche in coreano, tranquillo, Quindi. Ciro. No, ma proprio in coreano. Ciro gli chiedeva, gli diceva la cattiva parola, attenzione qui, in napoletano glielo spiegava e Iple andava a tradurre. Quindi in diciamo che coreano. abbiamo avuto dei picchi ovviamente di... Penso sia stata la puntata più vista. Sì, c'era tanta cultura fino ad oggi però, quando Pastore e Laurenti hanno cacciato... Mano Abbiamo di cacciato Bango, un po' di cose Camerun. fuori. Tu la vuoi ridire? Vi siete- Com'era? Mano di Bango, il musicista Mano di camerunese, Bango. jazzista. Ciro, conosci Mano di Bango? Perché, no. perché
perché mi aveva chiesto, cioè ci aveva chiesto 5 cose famose del Camerun. Ah. Quindi abbiamo detto, e poi c'è Manu Dibanco, che è il musicista più importante, che il pastore è stato fuori dal... Ma Ciro, la perché il capitale del pastore Camerun, non solo vai. vede cose, ma dice anche cose. Mi fai dire sti benedetti capitale ospiti? del Camerun. Non la so, non la voglio neanche sapere. Voglio dire gli ospiti. Me li volete far dire questi Dai. ospiti benedetti che abbiamo oggi? Oh, perché Hai paura che ti abbiamo... dimentichi? Cioè, li sai? No, beh, Non è li che devo stai sapere. prendendo tempo come Li devo all'interrogazione. sapere per Dai, forza. ospiti di oggi. No, che Vai. miseria, se non so neanche questo. Guarda la capigliatura dell'allenatore Guarda del che Camerun, lucida. è tanta roba, tanta roba. L'abbiamo notata anche nella prima occasione, nella prima gara. Allora avremo anche Fabio Andreotti, l'agente Fabio Andreotti, ex agente di Lorenzo Insigne, tra gli altri, oggi a procuratore di Giuseppe D'Agostino. Indovina dove gioca Giuseppe D'Agostino? Nella Juve Stabia, lo diciamo, abbiamo detto la parola Juve Stabia. E poi avremo anche Alessandro Musella, figlio del grandissimo Gaetano Musella, ex Napoli ed ex Juve Stabia, oltre che ovviamente procuratore. Cioè, Poi praticamente hai fatto Juve Stabia 24, da che dovevamo fare... ma è legale questa Ma cosa? noi Lo chiedo al par- founder par- che ci sta Al seguendo. founder c'è conflitto di interesse. Cioè, è normale questa cosa che Ciro Novellino viene e porta Castellammare qui in diretta? ma non porto a Castellammare perché Alessandro Musella e Fabio Andreotti vivono a Napoli Però e sono hanno procuratori di calciatori. grandi legami con Castellammare. Fabio Andreotti è l'agente di Giuseppe D'Agostino e Alessandro Musella è figlio di Gaetano Musella, ma è anche lui ovviamente un agente, sì, di ragazzi anche del settore giovanile della Juve Stabia, ma anche di tanti altri, non soltanto della Juve Stabia, per fortuna per loro ovviamente. Diego Laurenti, un commento alla t-shirt di Ciro Novellino, per favore. Non è una t-shirt, No, però no, sì, un maglioncino, dai. maglioncino freddo. Ma cosa c'è scritto? Posso Ma nel vedere? guardasole dice che Look good, wear good. che è natalizia. Natalizia, no. Ti paragona a Rudolf. No, non è natalizia. No, posso dire, è molto stylish il Ciro Novellino oggi. Molto Anche non hai visto ancora niente, fammi sfoggiare, vedere, possiamo- sfoggiare la camicia allora, come il in piedi- pantalone di Ciro, dopo. Ciro, Che tanta... aspetta, In aspetta. piedi mi sa che ci Torniamo- picchia Emanuele, però. Aspetta, che sta uscendo Anghissà. Sta uscendo Anghissà. fatti Che giro devo fare? vedere. Ma no, sta uscendo Anghissà, è più Torniamo importante. un attimo seri. È uscito Anghissà, è uscito Anghissà. Ciro, però dovresti domanda- dare il posto a un certo Prego, punto. sul Napoli. No, tieni, però ecco, io questo discorso. Dove mi devo mettere? Però io non sapevo più come dirti, volevo fare una roba anche magari... Esco. Ciro, Vi saluto, vai. vieni vicino Vengo a me vicino qua, a te. vedi? dietro, No, esatto. vengo vicino a te. Vedevo Zammo Anghissà sempre con la fascia alla mano. Sì. Mo, sta sempre da... Ma un po' alla Benzema l'ha fatto. ma è roba Cioè, ma hai visto quanta Scaramanti, zuzzimma ha guarda, fatto tu. qua sopra? Indovina chi. Ragazzi, non la voglio. Le Vi Vincenzo. prego, allora. È roba Scusa un scramata attimo, perché c'era da Adriano, 6.000 scusa un attimo. Il nostro, Cioè, lui che si sta responsabile lamentando delle televisione. briciole, Cioè, Ciro, dici. Ciro, vieni guarda vicino a che me. cosa hai combinato qua Siedi sopra. sul divano. No, tranquillo, sto vicino a Riccardo. Allora, Si fa, cioè, è fatto il apposta. più che altro ti volevo chiedere Allora, io so so che prima... Sì, ieri 0-0. Abbiamo sì. proprio- c'è il derby poi zoomerei con io su l'Avellino. Sì, mercoledì c'è il derby con l'Avellino alle ore 21, però Crotone Latina. io so, hai seguito il Crotone Latino. Crotone Latino ho dovuto seguire. Vabbè, ma il Crotone sa tanta roba. Il Mamma Crotone, mia, Catanzaro. È un momento Crotone e fantastico. Catanzaro sono un livello Stanno superiore. andando da soli, da un po' Ciro, iniziano ma scusa, tu all'1:30, giusto? Sì, ho capito, Sì. Devi però chiamare il caffè per gli ospiti, chiamalo mo, se no non arriva in orario. C'è un consiglio. Diciamo che è una prerogativa questa, sempre. Le pizze la scorsa sera sono arrivate nel tempo di recupero. Ecco. Vabbè, non è durato, cioè, penso che l'hanno anche digerita poi nel frattempo. Cosa ne pensi di questo recupero di così? vedere le mostro? formazioni ufficiali? Allora, Vabbè, E io quello Ragazzi, volevo vi prego, sapere. una alla volta, La me- non io sono sentiamo. uno di quelli che già da qualche anno insomma, parla di tempo effettivo. Non mi piace questo recupero così lungo, mi piacerebbe il tempo effettivo. Però a mo che hanno questo iniziato punto. così devono continuare così. Cioè, assurdo, se poi però. iniziano a fare i Però recuperi è un'altra assurdo. volta normali, No, per me- falsano il mondiale. Ah no, è chiaro, no, questo sì. Mo devono Per andare quanto avanti riguarda- così, per 8, quanto 20. riguarda- Per quanto riguarda la competizione è chiaro, io parlo, di solito sono segnali che arrivano al calcio dopo, no? Questi qua del mondiale. Però io penso che il tempo effettivo a questo punto possa essere una soluzione. 55 minuti, 60 minuti, però di tempo effettivo. Non è il basket. Lo Ma- so, però Faccio sai nel cos'è? basket. La volete Però sai la cos'è? mia? La volete No, la sai mia? cos'è che si gioca in ogni campionato minuti diversi. Da qualche parte giochi 55 minuti effettivi, da altre parti 70. C'è una quadra bisogna Troppo trovarla, aleatorio. però. È una Non quadra si capiscono nemmeno le linee guida. Vero, Ciccio? Io ho un'impressione, non vorrei magari delle volte a pensare male si azzecca sempre.
si sono spesi 220 miliardi di dollari per fare questo mondiale in Qatar e io ho un pensiero, ma vuoi vedere che qualcuno ha detto, senti, inventati qualcosa, le partite non devono durare 90 minuti ma devono durare almeno 100 minuti, perché se tu vai a fare un conto più o meno, se vai a fare un conto più o meno dei recuperi che ci sono in tutte le gare, si va a fare tra i 100 e i 105 minuti diciamo di tempo, non più 90, quindi ci sono quei 10-15 minuti di recupero. È un mezzo supplementare. D'altronde anche in campionato siamo arrivati mai sotto i 96. Esattamente. Più visibilità più concreta, più più TV. TV. Sì. Però effettivamente se già se vedi i campionati sono arrivati già a 95-96 minuti fissi ormai. Meno non riesci mai a giocare, i 3 minuti di recupero non esistono più, complice anche magari le 5 sostituzioni. Poco, Però qualcosa secondo me bisogna. Noi facciamo live di 6 ore, Adriano, quindi noi speriamo di fare meno recupero possibile. Ormai ma ci vuole 6 ore, 6 ore e 10. Dici tu, sì. Conosco l'argomento. A proposito, allora, qui abbiamo Adriano Pastore che possiamo dire è un esperto di live reaction. Cioè, quante ne hai fatte? No, esperto, Tantissime. nel senso dici di partite in diretta Sì, proprio, sì, quindi con non Kiss, sì, così. con Kiss, sì, assolutamente. Tutto il campionato scorso, questo Com'è? qua, insomma. Cioè, è tosta. È chiaro che è diverso da stare chiaramente al campo, perché sei in TV, perché poi è chiaro che le emozioni devi, vedi, noi siamo in un clima, come dire, gioviale, esatto, no? Anche magari lì, però non così chiaramente, quindi devi trovare la quadra giusta secondo me. Però lì c'era il Napoli che trascinava. Esatto, c'è il Napoli che trascina, ci sono i tifosi che chiamano in diretta, perché poi la cosa bella secondo me è che ci sono tanti tifosi che ancora ascoltano per esempio la radio. Tantissimi, io ne ho incontrato uno proprio l'altro giorno che mi ha detto questa cosa, uno che ormai è contro il sistema, non vuole più le TV, non faccio più abbonamento, seguo solo la partita per radio. E questa cosa pure è per me amante del calcio, a tutto tondo, anche questa è bella. E comunque sì, le live reaction comunque sono assolutamente belle, però secondo me, e mi aggancio anche all'ultima telecronaca della partita con l'Argentina, tipo Adani, questo è un altro argomento. Va questo bene, è un altro però argomento. Solo bene, ma non secondo me benissimo. solo alcuni si possono permettere delle cose, capito, eclatanti. Se poi tutti le vogliamo fare, io per esempio non me la sento, per dirti, di esagerare in certe cose. Io sono uno di quelli che invece per il Napoli, no, esagero, per il Napoli, cioè per me il Napoli che trascina, il Napoli che diverte, è giusto che insieme ai club, poi io sono in collegamento con i club, esatto, sono con i club, quindi ho un atteggiamento diverso rispetto per esempio alla conduzione attuale delle live reaction per il mondiale, dove infatti dipende dal contesto. esattamente, cioè, è normale che se dovesse segnare dopo nella Corea Kim Min-jae magari c'è un tono diverso rispetto a quando segna un altro dei 24 Kim della rosa della Corea del Sud, cioè questo è fuori discussione. Ma stai diventando tifoso della Serbia o del Camerun? Perché non ti ho mai visto seguire con così tanta attenzione, nemmeno da piccini quando si guardavano le ragazze. Ti ho detto che io se comincio a guardare una partita mi incanto, è come guarda pure io questa cosa faccio un camino. Diego, ascolta, io ho l'impressione che tu sia rimasto incantato da qualche altra cosa, non so, perché mi dicono nelle cuffie che prima c'è stato un momento molto alto. Ma tu non ce l'hai le cuffie? Sì, ce l'ho, quella tua. Ma che dici? C'ho quella tua. Scusami, facciamo un Ciro Novellino che ci viene a dire le bugie. Emanuele si sente anche da qui senza cuffia. Ma tu fammi capire, tu durante CN24 Live puoi dire di avere la cuffia nell'orecchio, non posso dirlo di avere a CN24 Live. Madonna mia. Guarda, ti è cresciuto il naso talmente lungo che tocca la telecamera. Sempre la tua, sempre quella la migliore. Stai mortificando Emanuele Bernardo. No, Emanuele Bernardo si fa sentire e ne ha ben donde. Un po' di tensione interna, ragazzi. Per estinguere questo combattimento, ma non c'è ancora la possibilità di vedere una partita in VR come se fossi allo stadio? Io mi chiedo perché. Non lo dire che ci sta sentendo sempre Salvio Passante. Occhio alla Serbia, Quindi non gli stai dando un'idea. È peggio per te che poi devi lavorare. Fare le partite in VR. Già facciamo i salti mortali. Però sarebbe simpatico. Perché io utilizzo molto la realtà virtuale, no? Mi piace tantissimo, ci sono delle esperienze belle da fare, puoi visitare Parigi, certo non è la stessa cosa, però
permetti che anziché guardare un video statico, tu stai là, giri la testa e hai la sensazione di stare sul posto. Quindi io immagino quanto sarebbe bello avere una telecamera VR che ti dà la possibilità di stare seduto allo stadio da casa tua e guardare la partita. Pure Poi ci arriverà magari. sì, no, ma sicuramente ci si arriverà. Lo Infatti faremo, ti chiedevo lo se faremo. già ci fosse, ma possiamo Non è cercare su Bernardo ha detto internet. che abbiamo Paola Saulino in VR. Quello mi piace. Pure quello. Quello mi piace. Io vedo Biagio Barone già su Amazon, non so perché, lo vedo collegato su Amazon, sta cercando qualcosa del genere. Come sta andando la partita, Ricky? 3-3. Facile. No, dico... Bene, grazie. Andiamo al collegamento. Vedi che... Grazie Riccardo. Ringraziamo il nostro inviato. Sul pezzo. Esatto. Perché poi che succede? Stava segnando No, nuovamente la raccontacela un Serbia. po'. La Serbia, Stava sì, segnando nuovamente la Serbia con Mitrovic, però è partita aperta perché, come si suol dire in questa fase, visto che siamo all'88esimo in attesa del quarto d'ora di recupero, sono saltati gli schemi, quindi entrambe le squadre si sono allungate molto, il Camerun ha trovato più spazio e quindi sta verticalizzando molto di più. La Serbia però in questo momento si è resa nuovamente pericolosa con Mitrovic, resiste il 3-3. Certo, a noi faceva un po' più piacere la vittoria della Serbia, dobbiamo dirci la verità, anche se con questo pareggio il Camerun sale a un punto, la Serbia anche a un punto. L'ultima giornata, ripetiamolo, il Camerun dovrà affrontare il Brasile, quindi comunque si fa difficile per i Leoni d'Africa poi pensare al passaggio agli ottavi di Cioè, in finale. pratica Pareggio che non aiuta nessuno. per far tornare No, a casa non serve a nessuno, un po' più Sì, alla stanno Serbia per che far poi tornare affronterà la Zambo. Svizzera. per far tornare a casa i calciatori del Napoli dobbiamo sperare per tutti nell'ultima giornata. Ora cioè, stiamo andando abbastanza bene. ma abbastanza bene per loro però. Ma No, quello che vabbè, stavamo- Che sono ancora tutti in gioco. Il Camerun sostanzialmente. credo che No, la il vedo- Camerun fa il viaggio. la vedo difficile. Io oggi tifo Uno Ghana. tra Zielinski e Lozano fa il viaggio. Io tifo Ghana oggi. Sì, occhio che anche tutti e due, perché l'Arabia Saudita c'ha infatti, lo l'ultima, dicevo col quindi Pampa, occhio sì. con l'Arabia Saudita e potrebbe farci un grande Non penso favore. che passino tutti e due. No, tutte e due no, tutte e due non Me lo passeranno, auguro, non credo proprio. Cioè, o meglio, se il Messico vince con l'Arabia Saudita e la Polonia batte l'Argentina, passano tutte e due, però mi sembra abbastanza complicata. E poi c'è l'Uruguay che la prima l'ha pareggiata, stasera gioca col Portogallo e non è per niente facile, quindi potrebbe arrivare all'ultima giornata con un solo punto. Però non so cosa pensate voi, ma io credo che tra i calciatori, i 5 calciatori del Napoli, fosse l'unico che magari può anche andare avanti e non fa niente, è proprio l'Uruguay di Oliveira, no? Perché gli Abbiamo altri... Mario Rui. Sì, c'è Mario Rui, gli altri invece secondo me servono come il pane al Napoli quando si ripartirà in campionato. Ma io dicevo prima, guarda, secondo me, per quanto possono andare avanti, è chiaro non possono arrivare in fondo. Occhio a Mitrovic. Che Che parata parata del portiere, Che parata. che parata uscita a Madre valanga mia, qui che su parata. Mitrovic che ha provato un altro tocco sotto, invece murato da Epassi che sostituisce Onana che è stato fatto fuori, Esonerato. tra virgolette. Sì, in questo momento è fuori rosa per motivi disciplinari. Tu sai qualcosa di che ha fatto Onana, Ciro? Si dice che abbia avuto da ridire su una questione tattica Forse era quello del Camerun, buttare per un'altra questo battuta lo terribile. hanno, Vai, hanno che mandato te ne via. frega? Questione di onanismo. Ecco. Cioè ragazzi, io... Questione di aperto- onanismo Adriano, o ma- di nanismo? Abbiamo Perché poi se aperto- no Adriano, viene senti- Emanuele Bernardo. Le freddure di Adriano. Adriano, senti, ma dopo all'1:30 ricominciamo, ti trattieni altre 2 ore. Ma sono abituato. No, Adriano, perché questa- io lo sogno questo momento, io e te insieme in Grazie, diretta. quando Sei volete. minuti di recupero, solamente Solo sei 6. minuti. Solo 6. Vedete, sta cambiando tutto. Io ancora non ho Hanno capito. Però dimezzato perché ha le dato due. 5 primo tempo e ora 6. Totale Le 11. altre partite invece Erano tendevano a 10 e non dare, no, nemmeno a volte a dare recupero nel primo tempo, ma facevano un monster recupero nel secondo. Io non ho capito ancora il criterio, però. Sì, ma secondo me non c'è come molte cose. No, la FIFA sì, un criterio po' non è random, che mettiamola c'è così. grande- Ma Dani che si fa cadere la voce per il gol di Messi con l'Argentina alla Rai. Ti piace o no? Posso essere sincero, io lo ripeto, sono uno di quelli che impazzisce quando c'è la live reaction del Napoli, però secondo me quello fosse un pochino troppo. Ti Anche piace? perché non lo Tu capisco, sei seguito. cioè, non Telecronaca riesco a capirlo Argentina-Messico, Messi fa un gol tutto sommato anche Cioè, bello, il telecronista- un gol da fuori area, così. Vincenzo. Vincenzo. Adani si strappa la giacca da dosso e comincia a invocare Dio e Ma poi tutto mette in difficoltà e in l'Olimpo. imbarazzo anche il telecronista. Sì, un Forse po' era- no, più che altro vai. Allora, noi- Prettamente ai fini dell'intrattenimento, no? Sì, Immagino, però un coinvolgimento finto. Ci piace o no? su Messi? Bravo, ha detto bene. No, a me non
in generale... Ma non è Roberto Baggio, non è Totti, Ma non più è che altro oggi... la No, io in spalla generale non sopporto le cose troppo non deve marcate. mai coprire il commentatore. Esatto. Quella è una Secondo delle me- regole del nostro bravo. mestiere. Cioè dicevo, bisognerebbe non andare oltre, cioè fare delle cose, ma Sì. comunque cioè, pensate, studiate, provate magari, perché quello lui si è provato bellissimo tutto. sentir parlare ad anni di calcio. Assolutamente, però io ho Però visto il un video del troppo. dopo partita, non so se l'avete visto, il video del dopo partita, che quello lui si bacia la bandiera argentina, Che piange, guarda quasi. però quello è stucchevole, ragazzi, cioè, mi sembra veramente finto. Esatto. Cioè, e quindi questa roba qui non va bene secondo me, perché sappiamo che la TV è finta, ok? Cioè, la TV è finta, è Soprattutto tutta Calcio scritta, Napoli però si è 24. fatta... È finta ma non sempre, perché Diego adesso No, possiamo che è fare un po' di scritta. più verità. Sì, sì. Che Però è scusatemi, scritta, se però se ne è parla scritta. vuol dire che ha funzionato sta cosa. Sì, sicuramente, questo dico, sicuramente. Però dico se piace o meno, un po' di Sì, TV ma- verità, Diego. Sì. Visto che il nostro founder ha detto che è un tuo fan e gli è piaciuta quella canzone. Ok. Visto che dobbiamo chiudere anche tra poco, appena finisce la partita dobbiamo salutare. Ok. Glielo vorresti intonare un paio di versi. Ok. Allora, era dedicata, come dicevo, ai rapporti uomo-donna, donna-uomo, e faceva così. Vuoi un ragazzo bello, un ragazzo dolce, che quando si lava non lascia in fusa doccia, che quando arriva al conto non divide per due, e che ti capisce quando hai le cose tue. Biondo moro, metà biondo, metà moro, ciuffo d'oro, che saluti le tue amiche senza affetto e guardi il muro, che altrimenti corri il rischio che ci guardi il tizio culo. Se pensi che uno perfetto così non c'è, sappi che... Overe. Grande, Bravo. grande Diego, Io, grande Diego. io farò dopo il ritaglio, se me lo consenti Diego, farò dopo il ritaglio, la metterò come suoneria del mio cellulare. A me va benissimo. No, cantare io proprio sono stonato come una campana, al massimo posso suonare ma neanche. Quale strumento vero, poi tra le tu- altre cose? Se dovessi scegliere uno sì, strumento. sì. Strimpello la chitarra. Ah. Male però. E che deve cattare a fare? Cioè, nel senso... È sempre nel lockdown Ah, famoso. ok. Cioè tu nel lockdown hai fatto il digiuno e rompivo cazzo al vicino. Bravo. Ok. No, anche perché non mi, Voglio fare anche io una canzone. non mi voglio potevo piacere neanche io Ce l'ha anche al lui per founder. una canzone. Vai. Vai, allora, vai prima No, non tu. ce l'ho, dico, la devo scrivere, voglio Ah, piacere ok. anche io al founder. No, perché Ciro canta Io torno di Gigi C'è anche Finizio Assad. che la dipinge, non è che la canta. Sì, Vuoi io fare un po'? no, che faccio? Già facciamo brutte figure dalla mattina alla sera, poi dici che vogliamo continuare Allora, anche più che altro- fammene Ho provato, ci ho A provato. parte Fammene il cons- migliore che fa è... Bravo, bravo! Ha visto il video? Ha visto il video su Instagram? fammene No, no, conservare per più No, tardi. però seguivi anche lui, di la verità. No, io non l'ho visto ma lo devo guardare subito. Cioè io mo chiamo un cenno che devo guardare io fa così. Fammi conservare, dicevo, le brutte figure per fra una mezz'oretta che cominciamo, no? Ma Sono le invece la 13. partita di A stasera, proposito Riccardo? di mezz'oretta, sono uscite le formazioni ufficiali. Oh, eccole lì, per vediamole. quanto riguarda la Corea. Sì, Siamo sarà in attesa- titolare. vabbè, a parte Kim. Tutti Kim. C'è Kim Min-jae, quindi sarà titolare, sì esattamente. Paolo Bento lo rischia, di fatto, nonostante il problema se ne frega tanto. al polpaccio, lo vediamo qui su calcionapoli24.it, lo rischia nonostante un problema al polpaccio, quindi bisognerà vedere ovviamente nel corso della partita quelle che saranno le condizioni Mi sa per che, quanto riguarda mi sa Kim. che io e il nostro amico Iple dopo toccheremo non soltanto il ferro ma anche qualcosa, quindi prego la regia di fare inquadrature alte. Ecco, Perché bravo Ciro, anche perché il bisognerà- tavolino poi lì è... No, perché il tavolino è lì. Vabbè, noi abbiamo tutto avuto Paolo questo. Saulino e ci abbiamo le inquadrature larghe, vuoi vedere un po' tu non puoi... Cioè, Che ah. peggio. Un voto all'inquadratura È che il finita regista ha intanto, scelto finita. per Paolo È Saulino. finita, intanto Ah, è finita. 1200. Qui ormai. Le due. Signori, intanto è finita, È 3-3. finita 3-3. Camerun-Serbia 3-3, quindi entrambe salgono ad un punto, mentre in vetta alla classifica ci sono Brasile e Svizzera entrambe a 3 che si sfideranno oggi pomeriggio a partire dalle 17. Di fatto l'unica partita che non seguiamo quest'oggi, Brasile e Svizzera, perché non c'è No, una giocata del Napoli. ma tu se vuoi possiamo fare gli straordinari, facciamo tutte e tre, facciamo pure quella. Ah, fallo fai tu lo Non straordinario dare o idee. lo devo fare io lo Tutti straordinario? e tre, tutte e tre. Tutte e tre Tutti e tre, come sia... straordinario Poi tra l'altro ci troviamo Marco Lombardi Sì, ragazzi, che già sta chiudiamo. qua, siamo in quattro, abbiamo i due ospiti a sedere, uno al commento e uno al bar. Ciro, se vuoi vado io Ma al bar, queste idee tranquillamente. brillanti, dico io, ma come ti vengono a te? Ma così. Così ti arrivano. Così. Ok.
Eccoci, Grazie Ciro Novellino, dobbiamo salutare. Grazie a voi ragazzi, ci rivediamo fra 30 minuti. Tra mezz'ora, Tra siamo di mezz'ora nuovo, siete di nuovo in con diretta. Riccardo Catapano invece stasera. Io stasera invece sarà anche Luca Cerchione con noi, ospiti tra l'altro portoghesi, perché a questo punto facciamo fare l'uruguaiano Luca Cerchione e poi avremo anche ospiti e tifosi portoghesi per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, Uruguay, Portogallo a partire dalle 19:45. Signori, spero che siate stati comodi innanzitutto. Ma immagina, Samo, ma io posso restare stasera. No, ma a un certo punto si è appoggiato, Ci sono gli altri capito, proprio ospiti. si è messo comodo. No, complimenti per questo divano che vedo ancora. C'è anche il tappetino dietro Tutto che a posto, abbiamo- ma questo- sembrava la pubblicità della Emiflex a un certo punto io e te che facevamo così, accarezzavamo il tappeto. Grazie a Diego Laurenti. Grazie a voi ragazzi, grazie veramente. Grazie a Adriano Pastore. Grazie a voi, sono stato benissimo e complimenti per l'idea e per la bellissima trasmissione. E allora speriamo di ritrovarci e ovviamente speriamo di ritrovarci in vostra compagnia. Signori, noi rapidamente lasciamo la linea ad un piccolo stacco per la pubblicità, poi ritorneremo tra mezz'ora con la live reaction. Un saluto da Vincenzo Credendino, buon proseguimento di giornata.